Buongiorno a tutti e buona domenica e bentornati all'altra domenica con quel burlone di Giovanni Papori. Sì, più tardi ci sarà anche il Burlina di Moreno che arriva più tardi, ovviamente loro arrivano un po' dopo, avendo un'attività aperta fino all'una. Comunque questo pomeriggio c'è una grande novità, vero Gemma? Buon pomeriggio a Gemma. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a Enrico in regia e Maurizio al controllo camere e a tutti i tecnici in giro per i campi e soprattutto a Tele Pordenone. Ciao Miro. No, dicevo, abbiamo deciso, che visto che è la penultima puntata, di fare una puntata seria. Sentite anche il mio, anche il mio tono di voce. E cosa ci fai tu qua con le puntate serie? Già la tua immagine mi fa pensare che sia una burla. Però dopo arriva il Vise. Sì, quindi... bisogna che mettete un fiocchetto. No, mettete un fiocchetto dal viso, sennò poi non li distingo più. No, perché il Vise sono arriva con la identici. sciarpa del Pordenone. Ah, ecco, così almeno li distingo. Io sarò quello senza sciarpa e lui quello con la sciarpa. Bene, su suggerimento dell'avvocato io volevo partire alla grande, ma non mancano le sedute. Non è uomini e donne? No, questa è l'altra domenica, non è uomini e donne, no. Ah, pensavo avessimo cambiato sul suggerimento. Da domenica 17, questa è una novità che diciamo a tutti, faremo uomini e donne a TPN. Ah, benissimo. E condurrai tu però, qua. E io sarò là a fare la voce fuori campo. E il tronista chi lo fa? Enrico Qualizza. Benissimo. Benissimo. Allora, tutto in famiglia, come vedete la trasmissione l'abbiamo impostata in maniera molto seria questo pomeriggio, quindi andiamo a presentare gli ospiti che abbiamo veramente un parterre molto interessante. Sì, buongiorno. Dai, buongiorno. Sì, non siamo alla RAI, siamo veloci noi. La RAI sono quelli che fanno le pause di riflessione. No, noi siamo veloci. Allora io vi presento Edi Turchetti, fotografo. Buon pomeriggio Edi e benvenuto. Buon pomeriggio Turcutti. Turcutti, benissimo. Per venire cominciamo bene. Sì, non riesci neanche più a leggere, vabbè, l'età avanza, la vista si perde. Ti ho sempre detto, no? Ma nota che ho di anche non fare certe cose quando sei nella cameretta, perché si perde la vista. Io ho perso anche i capelli, tu perdi la vista. Andiamo avanti. Dopo mi spieghi cosa. Comunque, Luca Vivian, modello. Buon pomeriggio Luca, benvenuto. Prima volta che abbiamo un modello vero, perché gli altri sono part time, lui invece fa il modello, vero Luca? Tu fai il modello, sì. Bene. Vedi, Poi. Bene. Edi Fabris, immancabile, direttore di 3000 Sport. Buon pomeriggio, grazie di essere venuto. Tra un po' parliamo ovviamente di ciò che è successo ieri. No, ce ne parla la prossima ospite di ciò che è successo ieri. Basanti Berzaccola. Mamma mia. Modella. E l'hai invitata tu, non sai neanche come si legge il cognome. Benissimo. Cosa è successo ieri, Basanti? Cosa è successo? Sì, cosa è successo? È nato Royal Baby. No, chi se ne frega? Me l'hai detto prima, appena arrivata, che ho detto beh, dovevi avere un difetto. Cosa è successo ieri? Allora, io sono juventina, perciò la mia Juve ha vinto lo scudetto e siamo a 33. No, discutiamo del 33? No, Edi? sono 33. 31. Ricordati che una persona 2015 anni fa a 33 anni non gli è andata molto di lusso, quindi 33, no? Anche perché Nel cuore sono 33, i fidatevi. due in più sono frutto della premiata ditta Moggi di Raudo e Bettega, con la complicità di Bergamo, eccetera. Allora, aspetta non li contiamo. Abbiamo già la fattucchiera là. Ma Dimmi, che Gemma. fattucchiera? Ma io non lo so, ma voglio dire, sempre peggio qui, Dai, quindi? E quindi ci colleghiamo con il nostro primissimo inviato, che per il primo collegamento si chiama Maurizio Mazzon, che mi ha detto sono in uno degli stadi più belli in assoluto. È vero. È vero. Ma noi tifiamo per il Fontana Fredda, quindi. No, tutti farai per Fontana Fredda. Io purtroppo devo essere equidistante perché il mio cuore è a Trieste, a Fontana Fredda. Allora, dallo stadio Nereo Rocco di Trieste per questo derby incredibile Triestina Fontana Fredda, ecco a voi signore e signori Maurizio Mazzon. Maurizio, buon pomeriggio. Benissimo. No, avevo detto Maurizio all'inizio trasmissione che questo pomeriggio la facevamo seria, quindi già questo inizio è eccezionale. Abbiamo ancora una puntata per rifarci. Sì. Però devi avvisare anche a me, almeno io sono stato avvisato. Ma no, sei Allora Maurizio, una partita importantissima oggi pomeriggio, se vediamo la classifica della Serie D. Nel frattempo sta arrivando in studio un tuo carissimo amico. Prego Stefano, accomodati anche se siamo in diretta. Stefano Starnoni, perché parleremo del grandissimo torneo giovanile di Città di Fontana Fredda. Quindi dopo avremo anche il video, locandine eccetera. Allora Maurizio, pomeriggio intensissimo a Trieste. Voi avete due risultati utili, no? Però quando si hanno due risultati utili va sempre a finire male. Ecco, bravo, grazie. Prego. Grazie dell'augurio. No, ma dico, bisogna... Maurizio, dovete vincere oggi, non c'è storia. No, assolutamente sì. Diciamo che potrebbe anche bastarci pareggiare teoricamente, però insomma, se vogliamo chiuderla qua, tutto deve passare dai 3 punti di oggi. Sì.
Sì, perché stiamo vedendo la classifica e vediamo appunto Fontanafredda e Tamai a 38, il Giorgione è subito dietro a 35, Dro 34, Triestina 31 e Castre Pen 29. Per evitare di essere invischiati all'ultima giornata dentro fuori, vero Maurizio? Vincendo oggi diciamo vi tirereste fuori un po' dalle rogne. No, saremo salvi matematicamente, perché ecco. Anche se il Giorgione dovesse vincere, con 3 punti di vantaggio siamo in vantaggio con scontro diretto, quindi potrebbe succedere quello che vuole, che saremo salvi insomma. Bene, ascolta, come avete preparato la settimana la partita e soprattutto come scende in campo questo pomeriggio il Fontanafredda? Come tutte le altre settimane, naturalmente, ormai noi il leitmotiv nostro è quello che ogni volta che abbassiamo un attimo la guardia ci facciamo del male da soli. Abbiamo cercato di tenere il più alto possibile la soglia dell'attenzione, visto che mancano solo 2 settimane alla fine per poter portarci a casa questa tanto agoniata salvezza. Sappiamo che ancora purtroppo dobbiamo lottare ancora probabilmente fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata, ma si sa che queste cose qua poi quando vengono conseguite sono ancora più belle. Più si soffre più è più bello. Benissimo, allora Maurizio, naturalmente linea aperta a partire dalle 15, quindi tra più o meno 20 minuti. Io ti dico in bocca al lupo. Grazie, Crepi. Ecco, c'è anche Stefano che ti saluta. Ok, saluto, ciao Stefano. Ciao Mauri, ciao. Ecco, poi magari nel prossimo collegamento, siccome parleremo appunto del bellissimo torneo giovanile che comincia il 16 maggio? Sì. 16 maggio da voi a Fontanafredda, insieme a Stefano, con te collegato, ne parleremo. Abbiamo quel bellissimo video che avete preparato, che è su YouTube col grande Totò di Natale, e poi naturalmente la locandina, e quindi parleremo di questo magari tra il primo e il secondo tempo, quando non ci sarà tanto casino a Trieste, ok? Sì, no, certo che se posso un attimo sbilanciarmi, gli ideatori di quel video là hanno fatto una piccola perla. Sì, molto bello. Restate tutti soddisfatti. Sì, molto bello, infatti come ti dicevo l'ho scaricato e lo faremo vedere oggi pomeriggio, d'accordo? Va bene, grazie. Ciao, grazie Maurizio, mi sembrava di essere Vanna Marchi, d'accordo? Vabbè, andiamo avanti. C'è qualche... Ascolta, non ho le tette. Cioè, è arrivato... No, neanch'io, ma non è una discriminante. Cioè, non ho capelli. È arrivato un grandissimo amico. Stefano Starnoni, imprenditore. È un grandissimo sportivo che ha dato una grandissima mano, sia come sponsor che come tutto, insomma, a organizzare questo 15° torneo Città di Fontanafredda. Guarda, mi ricordo tutto. Oggi mi ricordo tutto, è incredibile. Sei più bravo di me? No, questo assolutamente no. Ma soprattutto tornano a trovarsi 2 grandissimi artisti, cantanti giovanissimi. Anna Morson e Luca Belluz. Che sono Anna e Luca Acoustic Duo. Oh. Bellissimi e dimenticato innamoratissimi. Innamoratissimi, esatto, sì. Che poi io ho detto all'Anna quando è arrivata: Anna, ogni volta che vieni qua sei sempre più bella. E lui, e io? Non devo io giudicare se lui è sempre più bello, no Gemma? Cioè, Certo. Quindi? E quindi parliamo di bellissimi, c'è un altro bellissimo in linea. Aspetta che penso chi è adesso. Pensa un attimino, non siamo ancora in eccellenza dove c'è il mio fidanzato, lui aspetta, non è il mio fidanzato. Orca malora. Antonello Gherardi? No. Pier Antonio Stella. Ah, ma scusami, Pier Antonio Stella per Sacile, buon pomeriggio per Antonio. Buongiorno a te Giovanni, buongiorno ai tuoi ospiti ovviamente, buona domenica a tutti. Penultima giornata di campionato di Serie D, qui oggi a Sacile arriva il Legnago, formazione che ha appena ottenuto la salvezza e ovviamente ci si augura nell'ottica sacilese che il traguardo raggiunto dal Legnago faccia in modo anche che il Legnago non giochi per così dire alla morte, però sappiamo benissimo che tutte le squadre vogliono onorare fino alla fine del campionato. Per cui non sarà facile quest'oggi per la Sacilese che è intenzionata a difendere il terzo posto appena riconquistato e soprattutto a guardarsi per cui da quello che potrebbe essere il ritorno del Belluno. Sappiamo Belluno oggi impegnato in uno scontro diretto in trasferta con l'Union Pro, e allo stesso tempo anche dall'Arzicchiampo che potenzialmente potrebbe ancora raggiungere la Sacilese, Arzicchiampo che è impegnata a Tamai che appunto sappiamo non può concedersi assolutamente nessun passo falso visto che c'è ancora una salvezza da conquistare. Per cui insomma il calendario sembra ovviamente strizzare l'occhio alla Sacilese, ma la Sacilese dovrà conquistarsi sul campo questi 3 punti che le consentirebbero di qualificarsi matematicamente ai playoff senza attendere i risultati delle altre e poi ovviamente giocarsi poi all'ultima giornata quello che sarà il piazzamento negli spareggi, che potrebbe essere appunto il terzo posto, che consentirebbe di entrare in gioco il
al secondo turno, oppure un quarto, un quinto posto che invece comporterebbe giocare immediatamente dopo la fine della cosiddetta regular season. Vediamo un attimo le formazioni. Per quanto riguarda la Sacilese, si va verso la formazione tipo, rientrano anche gli ultimi due squalificati che erano Peressini e Favret, per cui Marchetto ha tutti a disposizione. Opta per una formazione composta da Favaron, Bup, Beccia, Favret, Manucci, Baggio, Craviari, Spiso, sottovia Beccaro e Spagnoli, per cui insomma tridente titolarissimo, e il giovane Spiso a centrocampo per lasciare spazio a un Bup in difesa, giocatore che ha veramente ben impressionato soprattutto da quando la squadra è in mano a Marchetto, e giustamente Marchetto continua a dargli fiducia. Se ci sono domande io sono a vostra disposizione. No, sai che tu sei sempre molto esauriente. Com'è finita la trattativa con Messi? L'avete preso per il prossimo campionato? O... No, Messi siamo ancora in trattative, per cui adesso vedremo come andrà a finire, ma dipende tutto dalla qualificazione ai playoff o meno. È più o meno come il Berlusca e il Mr. B, no? Siamo lì. Esatto. Mi diceva Stefano che sei insinato il Fontana Fredda, stai attento, Dimmi, scusami Giovanni, che non ti ho Mi diceva Stefano Starnoni che si è insinuato il Fontana Fredda nella trattativa, stai attento. Può essere, salutami Stefano a proposito. Ecco. Ciao Pierantonio, grazie mille, ci sentiamo a partire dalle 15, non dalle 16, dalle 15. Benissimo, più tardi, grazie a voi. Grazie, allora sono arrivati gli amici del Pordenone Fan Club, ma siccome sono tanti non riusciamo a farli accomodare adesso, quindi dovete aspettare un 10 minuti alla pubblicità che anticipiamo. C'è il gioco. C'è il gioco, è il nostro 1 per 2, si vincono ottime bottiglie di vino che vedete schierate qua davanti. Prima di iniziare vorrei dire una cosa a mia discolpa, che ogni settimana faccio la figura della ignorante. Rincoglionita. Anche. Si può dire anche a questa ignorante ora. Non sei, ma rincoglionita abbastanza, voglio dire, non è male. Ma più di quanto io non sia. Sì. Io oggi sono arrivata e mi sono informata su quali fossero le partite previste per il gioco. Sì. JP mi ha detto non te le dico perché è troppo divertente così. Sì. Quindi va bene, comunque il nostro gioco 1 per 2 in cui indovinando il risultato della partita 1x o 2 si possono vincere 6 bottiglie del nostro sponsor Pascià, 3 di bianco di Friulano, quindi mi viene sempre Tokai, vabbè, e 3 di rosso di Merlot. Bene. Le partite con cui andiamo a giocare sono sicuramente Verona-Udinese. Sì, adesso vediamo l'altra partita però. Io punterei su Inter-Chievo, ma... Enrico, mi sa che l'ha azzeccata, vediamo se è vero. Esatto, facciamo un applauso a Eleonora che per la prima volta dopo tante domeniche ne azzecca una, complimenti a Eleonora. Grazie. E allora, nel frattempo arriva il mio compagno di merende, di birrette la sera e di caffè macchiati, di macchiatoni la mattina. Per giocare mandateci un sms che tanto a GP non importa più nulla perché è arrivato il mio amico, eccolo qua, c'è Alvise, facciamo un applauso anche a Alvise, povero, che è così rattristito dopo la trasferta di Vicenza, cavolo, dopo naturalmente ne parliamo. Tu non hai notato Alvise? Che è diventato il mio uomo ideale, quindi un biker, perché Moreno stava raccontando tutto, nota il suo becco, pensavo per distinguere, non ha gli avete messo il coso? Il piercing ha. È arrivato con il giubbetto da biker, si è fatto un tatuaggio anche, poi ci spiega tutto Moreno comunque, no? Mi sembrava più un commissario di polizia con sto giubbino che un biker, ma non mi importa. Ma come commissario di polizia? C'è Derrick. No, quello è l'impermeabile, GP. Perché Derrick no, vabbè, ma no, c'era il suo compagno che tu sembri Derrick oggi, i colori sono quelli. Spelacchiato sei. Io vorrei fare una citazione, Giovanni, ore 14:55, la puntata di oggi sarà seria. Sì, esatto, ma infatti siamo serissimi. Allora, naturalmente il gioco, facciamo vedere il scusate la schermata, intanto mi sto ammazzando. Le partite da indovinare sono quindi Inter-Chievo se 1x o 2 e Verona-Udinese se 1x o 2. Allora, vista che è un'esperta di calcio, cominciamo a vedere il pronostico di Basanti, eccoci qua. Allora, Inter-Chievo, 1x o 2? Inter-Chievo, dai X. Vabbè. E poi invece questa è facilissima, Verona-Udinese. 2. Io avrei detto 1 sinceramente, vero Edi? Verona-Udinese. Io ci metto 2x. Tu X e X. Perché secondo me prendere la passata l'Udinese non da ridere a Verona. Dimmi Gemma. Volevo dirti, visto che adesso farai il giro, io ho parlato prima con il nostro modello che c'è. Luca. Che tra l'altro è uno esperto di calcio. Ti stai ammazzando anche tu come me, vedo. Anche, mi si abbassa la voce perché sono raffreddata oggi. No, perché sei emozionata che finalmente ti portato un modello serio. Un modello serio, sì, certo. Che fa il modello, non quelli che fanno modelli e qualsiasi altra cosa. Con la fascia e non con la pancera. No, ma hai vinto qualche concorso che parlava di fasce, perché non mi sembra fasce.
Io ho fatto vari servizi fotografici. Questo, per quello fa il modello, perché fa i servizi, non fa quelle No, ma era per dire concorsi, che di solito tu mi porti i modelli con la fascia, con la panciera, no? Sì, esatto, sì, come me. Tanto mi porta un modello con la fascia, nel senso che è un bel modello. Ma lui mi diceva prima che è un esperto di calcio. E quindi vediamo anche il suo pronostico. Dunque, no, non è vero. Inter-Chievo, secondo te, così, tanto lì è come sparare sulla Croce Rossa. Inter-Chievo, 1, vabbè, 1. E Verona Udinese? 2, bene. A me sta simpaticissimo. Luca, sì, questi pronostici. perché ha messo Inter 1. E anche Udinese 2. Anche per quello. 1-2, perfetto. Poi Edi Turcutti mi diceva che lui non ha mai visto una partita di calcio, anche se è andato più volte negli stadi a fare le foto durante il periodo di calcio. Sì. Che è bello, no? Che un fotografo che va a fare le foto non vede la partita. Cosa fotografavi? Le persone? Sì. Dal piacere della fotografia comunque non deriva per forza la passione. No, ma dico, appunto, mi dicevi che hai fatto le foto ai calciatori, insomma, penso sì, durante le partite, ma non guardavi la partita. Cioè tu eri impegnato... ero impegnato appunto a fare delle foto perfette senza lasciarmi trasportare dalle emozioni che... Spesso e volentieri vedo mio padre quando salta sul divano, che insomma... Più o meno come faccio io a casa mia quando vedo giocare l'Udinese. Non riuscirei a collegare queste due cose, insomma. E quindi nel momento del tuo pronostico... Tu stai segnando i pronostici? Ovvio. Ecco, il tuo pronostico, allora, Inter-Chievo. 1x o 2? 1. E invece Verona-Udinese? 2. Adesso invece parliamo con un esperto, perché lui di calcio se ne intende veramente tanto, ovvero sei con Stefano, che il tuo cuore è juventino, anche tu hai questo bruttissimo difetto, come Moreno che è là. Come la Aspetta, nostra... ma non vedo la sciarpa, Moreno. Cioè, la sciarpa. Non mi hai detto che vieni con la sciarpa della Juventus oggi? No, non serve. No, Edi, possiamo mettere Moreno, Stefano e Basanti in un angolino, li chiudiamo lì. Ah no, ti mettiamo direttamente di là in camerino e mettiamo la telecamera fissa, no? Chiusi là. Ci avete provato in passato, ma... No, veramente guarda che era Moggi che chiudeva gli arbitri nei cosi e non il contrario. Allora, Inter-Chievo. Inter-Chievo. Chiaramente 2. 2, beh, ovvio. Da buon juventino. Non so se... No, là non c'è neanche un interista lì, no. Me lo ammetto però. Verona Udinese? 2. Quindi 2-2. Esatto. Luca, tu cosa dici? Io? Sì. Verona Udinese? Sì, partiamo da prima, Inter-Chievo. 1 e Verona Udinese? 2. Invece adesso la tua fidanzata, che è assolutamente un'esperta di calcio, perché tu non lo sai, ma lei ti dice: guarda che sto studiando lunedì mattina, in realtà sta 3 ore con la Gazzetta dello Sport, legge anche gli annunci economici, vero? Esatto. Allora Inter-Chievo 2 e Verona Udinese? 2. Che simpatica. 2-2, è simpatica, Oltre che bella, sei simpatica. Dunque, allora, Gemma, ci sono altri collegamenti? Il nostro Giorgio Pignat sta arrivando allo stadio, Davide invece forse negli spogliatoi è spento. Sì. Però c'è arrivato un messaggio, qualcuno non si firma e dice: ma chi è quella gnocchetta? Cioè quale, che sono tutte una più bella dell'altra. Poi ci sono anch'io, voglio dire, quindi... No, io sono un gnoccone, scusami, visto le dimensioni. La gnocchetta di GP, chiameremo così. Si è definito lui così, non lo so. Ecco, meno male che era una puntata seria, È una trasmissione seria. Le premesse erano queste. La domenica pomeriggio più seria dell'anno. Allora chiediamo all'amico che ha scritto quale, cioè la cantante, la modella, la presentatrice, quale? Esatto, sì. Secondo me lui no, Eleonora non è gnocchetta perché è vecchia, quindi c'è il ballottaggio tra Basanti ed Anna, no? No, io non sono d'accordo, anche perché sai che fino a no, ma anche perché Eleonora alle 3:30 difendo Eleonora, dopo comincio a insultarla perché attacca mio figlio. Ma voglio dire, Eleonora fa parte dell'arredamento oramai, quindi è questo ascoltatore mi devo mettere anche in posa statica. No, è già così sei male, se poi ti metti in posa figuriamoci. No, dicevo che sicuramente si riferisce alle due ospiti che sono ospiti e che non sono... Non so, vediamo se ci risponde e ci fa capire chi. Sì, quei suppelletti le like. Rispondi Eleonora anche se non è vero. Per piacere, fammi questo favore di cuore. Allora, io direi, visto che non abbiamo collegamenti, Anna e Luca, ci fate il primo pezzo e poi andiamo in pubblicità, perché poi lo studio verrà fuori un casino oggi, ho già capito io, ma non importa perché la trasmissione è seria. Abbiamo deciso che è seria. È seria? Sì. Quindi io tornerei a parlare di Expo Italicum e Royal Baby. Non so se magari Gemma ci fa vedere un quadro, commentiamo un quadro alla Sgarbi, no? Visto che dobbiamo fare Sgarbi quotidiani. Mi piace molto il quadro che c'è dietro di te.
Vorrei sapere cosa rappresenta. Questo qua? Sì. Secondo te cosa? Un giocatore di hockey? Non ho capito. Potrebbe essere una botta di Julio. È un cantante famoso. A Culio lui. Questa non l'ho capita, ma mi adeguo. Scusate, scusa. Dell'Udinese. Bisogna ridere. Bellissima battuta, Gemma. Allora, l'Udinese non c'è di Natale, attenzione, non schiera di Natale. Ma era previsto perché 3 partite in una settimana, dice Stramaccioni che non le regge, quindi partirà dalla panchina ed entrerà eventualmente nella ripresa o comunque a partita in corso. Benissimo, allora, primo brano musicale, cosa ci cantate? No One di Alicia Keys. Beh, gragnocca lei, lei sì che è una gragnocca. Eddie, stai buono. Ti porto il bromuro. Oramai. I just want to close, yeah, where you can stay forever. You can be sure that we only get better. You and me together through the days and nights. I don't worry 'cause everything's gonna be alright. People can talk it, they can say what they like. I don't worry 'cause everything's gonna be alright. No one gonna get away of what I'm feeling. No one gonna get away of what I feel for you. When the rain is pouring down and my heart is hurting, you will always be around. This I know for certain. You and me together through the days and nights. I don't worry 'cause everything's gonna be alright. People can talk it, they can say what they like. Yeah, all I know is everything's gonna be alright. No one is gonna get away of what I'm feeling. No one gonna get away of what I feel for you. Siete sempre più bravi, mamma mia! Poi bellissima la parte finale reggae, complimenti, proprio carina. Allora, Gemma... Secondo me la vacanza dove non mi hanno portato gli ha fatto bene. Ma dopo ne parliamo, perché avete anche suonato là, no? Mi raccontavate. Bene, dopo ne parliamo. E allora, stanno per entrare in scena i nostri amici del Pordenone Fan Club, mentre scendono in campo a Verona Udinese, ovviamente tutte le altre partite. Noi ci fermiamo perché tu devi andare a strafogarti i tuoi pasticcini là, come al di Luca solito. Diana, che oggi è stato, che salutiamo tantissimo, oggi è stato bravissimo, che anziché i soliti 2 pasticcini con la crema di nocciola me ne ha messi 3. Indovina perché ne ha messi 3 secondo te? Perché mi vuole bene? No, perché Juventino sia lui che suo figlio era contento e ne ha messo uno in più, hai capito? A proposito di Juve, allora ha risposto, credo sia un ragazzo che ha scritto prima, che chiedeva chi è la gnocchetta, e dice: brava la cantante, ma fate sfilare la modella anche. Forza Juve. Così. Anche lui è juventino. Io non penso sfilerà, perché GP voleva farla sfilare, ma... Vabbè, la trasmissione è sempre sui binari della serietà, sempre più seria. Ma io le ho detto, prima che mi ha detto la diretta, così le ho detto stai tranquilla, è una cosa molto easy, e quindi allora, è entrata già nello spirito. L'unico momento serio è quello che facciamo adesso, ovvero sia la pubblicità, e meno male che esiste, grazie ai nostri amici sponsor che ci consentono di andare in onda. Noi ci fermiamo per un attimo, tra poco con tutti gli amici del Pordenone Fan Club. Alvise è già qui, come lo vedete qua a fianco a me. Alvise è quello un po' più basso di me, ecco, per riconoscerlo, perché magari vi confondete.
Perché è seduto sul tavolo. È quello con la giacca nera. È quello con la giacca chiara è Gifi. Ecco. Poi nel corso della trasmissione li scambieremo e il nuovo gioco sarà riconosci il conduttore. Benissimo. Ci vediamo tra pochissimo. L'altra serata, lo show dell'anno. Giovedì 7 maggio, ristorante Adriatico. Un poker di grandissime interpreti. Irene Guglielmi, Mirna, Veronica Di Lillo, Serena Rizzetto. Sfilate di moda con le nuove collezioni Intimo e Moda Mare. La danza, il cabaret. Giovedì 7 maggio, ore 21. Ristorante Adriatico, Villotta di Chions. E su TPN Telepordenone, la domenica sera, ore 21:15. Al Garage Venezia Automobili Pordenone trovate uno stock di Fiat Punto Evo Multijet, anni 2010, 2011 e 2012. Per le prime 25 vetture, incentivo da 4.000 a 5.400 euro. Passa a trovarci, siamo sempre aperti. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Scopri la convenienza ed i vantaggi di Wind. Scegli l'offerta telefonica su misura per le tue esigenze. Abbonamenti, ricaricabili, ADSL e telefonia fissa e tantissimi smartphone. Wind Infostrada, smartphone, tablet, accessori, anche assistenza e riparazione, smartphone e tablet. In Viale Grigoletti 31 a Pordenone. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Un tuffo nei mitici anni 50, 2 giorni di grande festa. Azzano Vintage. Il 10° Group vi invita il 13 e 14 giugno ad Azzano X. Azzano Vintage, il Vintage Market, l'esposizione di auto e moto d'epoca americane, con giro turistico, i balli anni 50, le acconciature e tanto altro. E poi DJ set, esibizioni di ballo e di grandi ospiti internazionali, gli stands enogastronomici, 13 e 14 giugno, Azzano Vintage, ad Azzano X. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. Uno spazio creato per darti una nuova forma, un nuovo look, tante idee innovative per la tua testa. Duo Professional, il salone dove adesso puoi creare la tua nuova immagine, il tuo nuovo stile. Duo Professional, l'avanguardia per i tuoi capelli, lo stile classico, i nuovi tagli, le nuove tendenze. Duo Professional, Marzia Cesco ti aspetta per il tuo nuovo look.
nuovo in studio, vedi che sono arrivata puntuale, ho mangiato, ho bevuto, ho chiesto ai nuovi ospiti. Sei riuscita a chiedere anche i nomi? Certo, tu diffidi di me. Li hai scritti tu. Quindi vediamo se riesci a sbagliarli, perché non riesci a leggere la stampa del computer, vediamo se la tua scrittura riesce a leggerla. No, hai visto come ho scritto? Ecco. No. Allora, abbiamo gli amici del Pordenone Fan Club intanto, abbiamo il capo Pordenone Fan Club che è naturalmente Alvise, che è lì con noi, che sta seguendo assolutamente la Sacilese, perché lui la sua seconda squadra è la Sacilese ovviamente, no? Ovviamente la Sacilese è la seconda squadra, ecco, allora vediamo i nostri amici. Abbiamo Moreno Burlina del Pordenone Fan Club Caffè Nogaredo. Esatto. Uno è giusto intanto. Sì, la prima, vabbè. Anche perché voglio dire, non è più un ospite, lui è un amico che abbiamo sempre in collegamento. Se non è presente, c'è presente con la voce. Anche se in realtà è Silvia che gli dice guarda che ti stanno chiamando. Perché... Silvia Gustapane. Buon pomeriggio Silvia, grazie di essere venuta. Michela Fornasiere. Buon pomeriggio. Michela è una che è andata da tutte le parti in trasferta. Lei prendeva, partiva, bravissima infatti. Che proprio purtroppo non hai avuto queste grandi soddisfazioni col Pordenone. No. Chi ha segnato? L'Udinese? Sì. Attenzione, ha segnato l'Udinese e chi ha segnato Edi? Adesso non hai visto? Io non stavo neanche guardando. Non c'è nessuno, stiamo seguendo moltissimo fuori gioco. Vediamo. Annullato infatti. E aveva segnato Terò con un colpo di testa. Non eri tu Nunzio, era Terò. Ma lui è di Venezia, Di Venezia? È della Giudecca. Nunzio Cagliazzo in seconda fila. Un altro grandissimo tifoso del Pordenone. E Maria Neve. Sì. E Maria Neve. Che poi Nunzio, anche lui ha un difetto, no? 5 su 5 li ho presi. 5 su 5. 5 su 5 li hai presi. Cosa? Il vino. Hai bevuto vino invece che acqua? No, è grappa. È grappa. Stefano, per cortesia, non mi remare contro anche tu. Anche Nunzio è uno juventino, gobbo maledetto. Anche a vedere Juventus Lazio di recente, giusto per dire. È andato anche a vedere il Juventus Lazio, che è stata una passeggiata di salute quella partita là. Vero? Come tutte le partite. Brutto ambiente oggi, vero Edi? Troppi juventini. Allora... Gemma. Non abbiamo ancora il nostro inviato da Tamai, perché ha detto si è un po' intrattenuto in un pranzo oggi, non so se era Cresima o Comunione, quindi arriverà tra poco, lo sentiremo. Però sono appena cominciate, quindi. Ecco, volevo salutare qualcuno che ci scrive: ciao ragazzi, vi scrivevo dell'imbattibilità del Riviera Calcio, purtroppo siamo scivolati alla penultima. Capirai. Grazie e mandi. Ciao ragazzi. E poi c'è qualcuno che non si firma e dice: gentilmente potrei avere il numero di Basi? E poi mette lo smile con la risata e il bacetto. Ok, allora 340 2578 276. No, 77 l'ha cambiato. L'ha cambiato. Scusa. Ecco perché non mi rispondevi in settimana. Hai cambiato il numero, non mi hai detto niente. A me sì l'aveva detto, poi a te. Vabbè, ok. Allora facciamo un attimo di serietà. Leggermente. Edi, questa giornata dovrebbe, sappiamo la Juve ha vinto lo scudetto ieri, quindi rimangono in lizza solamente per le coppe, i posti per le coppe, anche perché la retrocessione non è matematicamente decisa, però voglio dire, se vediamo la classifica della Serie A, siamo lì, ovviamente non è aggiornato il risultato dell'Ice dove la Roma ha battuto il Genoa per 2-0, ecco la classifica, vedete, si gioca oramai solamente per i posti Champions e per i posti Europa League, mentre dietro, voglio dire, a meno che di rivoluzioni, terremoti e l'Atalanta non schiera gli allievi neanche la primavera, Cesena, Cagliari e Parma possono essere considerate retrocesse. Facendo un'analisi a poche giornate dalla fine e parlando ovviamente di Udinese, che in questo momento comunque sta giocando abbastanza bene a Verona, mi sembra così guardando ogni tanto lo schermo. Che campionato è stato dell'Udinese? E soprattutto una tua analisi su una positività o negatività dell'arrivo di Stramaccioni. Il campionato dell'Udinese sicuramente è stato inferiore a quello degli anni precedenti. Se fosse previsto o meno non è chiaro. È logico che con Stramaccioni, che è più giovane inesperto di Guidolin, che ha fatto molto per l'Udinese, perché ha portato l'Udinese in Champions e in Europa League per 3 anni di seguito e con una squadra non certo superiore a questa. E quindi è un giudizio difficile da dare su Stramaccioni, anche perché secondo me l'Udinese non ha espresso finora un gran gioco. Si sono viste delle belle partite, delle belle prestazioni a Singhiozzo, le ultime 2 sicuramente buone,
però è un campionato che non sta dicendo più niente, poiché anonimo sostanzialmente. Sono usciti presto dalla Coppa Italia, in campionato molto presto nella parte destra della classifica, adesso chiaramente il campionato vive a spezzoni, cioè la Juventus ha già vinto lo scudetto, si lotta per qualche posto in Champions e in Europa League, la retrocessione mai decisa, quindi si vive di episodi come questo di Verona, diciamo, no? La partita Verona-Udinese non è mai una partita qualunque, è una partita un po' entrata nella storia. Diciamo che è un po' un derby della Serie A, ecco. Sì, e quindi c'è questa rivalità triveneta, poiché il derby regionale non esiste più. Bisogna vivere queste ultime giornate con le emozioni che sanno dare gli episodi. Certo. Diciamo, ecco. Ecco, in prospettiva futura, visto che in questo momento si sta più parlando dello stadio Friuli nuovo, che vedrà appunto l'inaugurazione a dicembre, ma in realtà già quando comincerà il campionato ci sarà la curva nord e la nuova tribuna con i vecchi distinti, no? Come pensi che la società, visto che tu sai di Udinese, bazzichi all'interno poi sai i rumors che escono appunto dalla società, come pensi che affronteranno il prossimo anno? Cioè faranno una campagna acquisti in controtendenza o continueranno questo sistema calcolando che anche se dovesse restare, perché adesso sembra che resti di Natale, anche se il suo procuratore dice che se ne va, perdendo una bandiera come di Natale, avendo le altre bandiere, cioè Pinzi a 36, Domizzi che va per i 37, pensi che faranno una controtendenza di mercato, ovvero sia che prenderanno giocatori già esperti o continueranno su questa linea, lanciamo i giovani e arrangiamoci con quello che c'è? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che il Watford, che è una delle società consorelle dell'Udinese, diciamo, è stata promossa in Premier League, quindi ai Pozzo arriveranno ora, grazie a questa promozione, ben 100 milioni di euro, non poco, e quindi la tifoseria dell'Udinese è un po' in fibrillazione perché sta pensando che le energie della famiglia Pozzo confluiscano prevalentemente sul club inglese. Certo. Dove giocano parecchi giocatori che qui non trovavano spazio, esatto. Quindi è un po' un momento aleatorio questo. È chiaro che il prossimo anno parlano di continuare su questa strada, ma quale strada? Come hai detto tu, Di Natale, Pinzi, Domizzi sono ben over 30, alcuni giocatori cambieranno aria come Allan, come Widmer, i più rappresentativi. Si parla anche di Carnezis. Lo stesso Carnezis che è un portierone al di sopra del livello dell'Udinese, certo. Secondo me, quindi ci sarà secondo me una rifondazione consistente il prossimo anno. Poi Di Natale vediamo se saprà resistere alla tentazione dei dollaroni che gli vengono proposti sia dagli Stati Uniti che dall'Arabia Saudita. Certo. Ha 38 anni, quindi è difficile pensare di basare ancora per molto la squadra su di lui. Ecco. Necessariamente si dovrà pensare a qualcosa di nuovo, no? Sì. Gemma? Sì, abbiamo una variazione in Serie D, abbiamo Pier Antonio Stella. E allora, vediamo subito la Sacilese, cosa succede al 25 aprile, Sacilese Legnago, linea Pier Antonio Stella. Prego Pier Antonio. Sì, Giovanni, Sacilese in vantaggio al 9° minuto del primo tempo con un gran gol di Dario Sottovia, 18° centro stagionale per lui. L'attaccante della Sacilese ha raccolto palla all'altezza del limite, come spesso gli capita, non si è fatto pregare, è al volo di sinistro un lungo linea splendido, non ha lasciato scampo al portiere del Legnago, per cui quando siamo adesso al 12°, Sacilese 1, Legnago 0. Benissimo, grazie a Pier Antonio, e nel frattempo scambio di cortesia a Montebelluna 1, Giorgione 1, e quindi per quanto riguarda la zona retrocessione, il Giorgione, ricordiamo, è a 3 punti da Tamai e Fontanafredda e occupa l'ultimo posto, diciamo, o il primo a seconda dei punti di vista dei play-out. Non cambia assolutamente niente, ricordiamo che sia la Fontanafredda che il Tamai al momento stanno pareggiando a Trieste, il Tamai in casa con l'Arzichiampo, l'Unione Arzignano, vabbè, quella squadra lì, dai. Gemma? Sì, volevo salutare il nostro amico Eddo di Brugnera che dice: buongiorno a tutti voi, rinuncio ad andare alla partita della mia squadra per stare con le mie persone preferite con voi. Ma no, devo andare a vedere il Tamai, Eddo, bisogna stare vicini alla squadra. Ecco, no, volevo dire, Eddo, se la tua squadra preferita fosse il Tamai, vacci, perché non riesco a trovare i nostri inviati, ci fai da inviato tu. Ecco. Secondo me lui è ancora ai chioschi, perché a Tamai c'è un bellissimo chiosco.
e io l'ho provato sulla mia pelle e credimi Sì, che... diciamo che da lì forse ne esci vivo. Se vai a Monfalcone no. No, Monfalcone è inutile, cioè quando si va là si sa Se che... muori ti infiascano a Monfalcone. No, sai che vai, non sai come e quando torni a Monfalcone, sai che ci arrivi, il ritorno è sempre un po' drammatico, ma vabbè, ma comunque è sempre grande festa a Monfalcone. Più tardi ci collegheremo anche proprio con Monfalcone, l'UFM gioca in casa, no, scusatemi, l'UFM gioca a Cordenons, Stefano, e quindi sicuramente gli amici di Monfalcone avranno portato il loro chiosco mobile. Nel frattempo Palo del Verona attraversa con un tiro da fuori, Edi, che bomba atomica, Anche se c'era Carnezzi sotto. Sì, c'era. Un missile terra-aria. Penso di Nico Lopez, che è l'ex dell'Udinese. Che poi normalmente, no? Io ovviamente secondo l'Udinese faccio casa a questo fatto qua. Quando c'è un ex in campo segna sempre l'Udinese. Vedi Quagliarella del Torino, eccetera, eccetera. Sì, anche quando c'è un giocatore che da 30 anni non segna, arriva l'Udinese e lui segna. Quindi sembra che ci sia una calamita dell'Udinese. Paolo Rossi rientrava dalla squalifica. Da una lunga squalifica, qui ha fatto 2 gol. Quindi, sì. Bene, Gemma. C'è un'altra variazione in Serie D, perché non so se l'hai detta tu, non ti stavo ascoltando come benissimo, al solito. Comunque il Cras vince 1-0 contro il Draw. Benissimo, anche questo è buono per gli amici di Monrupino. Perché se vediamo la classifica della Serie D per cortesia è molto importante, perché il Draw occupa il penultimo posto dei play-out, in questo caso il Cras-Le-Pen, vedete, il Draw ha 34 punti, il Cras-Le-Pen vincesse andrebbe a 32, quindi si giocherebbe tutto l'ultima partita di campionato domenica prossima. Bene, allora dall'Udinese passiamo a parlare del Pordenone, perché è brutta di più, bruttissima sconfitta venerdì a Vicenza. Pordenone ultimo in classifica, se ci date la classifica della Lega Pro. Domenica prossima uno scontro diretto proprio con la penultima, che era l'Albino Leffe. E mentre, aspetta che avevo preparato qua proprio per parlare della prossima domenica, appunto, mentre il Lumezzane va a visitare c'è Torres Renate, perché anche Renate non è messo benissimo come vedete, il Monza se la gioca col Pro Patria, quindi proprio sembra fatto apposta questa ultima giornata di campionato, no? Ribadiamo la buffonata di questa Lega, vedete il Novara aveva -8 fino a settimana scorsa, gli hanno tolto 5 punti, cioè gli hanno tornato 5 punti, quindi dire che la Lega Pro girone A è un campionato falsato e dire niente, perché è stata veramente una roba oscena quest'anno. Ma tornando sul Pordenone, Moreno, cosa pensi? Cioè è quasi disperata. Beh, disperata, abbiamo un risultato a disposizione, uno solo su 2, anzi su 3. Però ce l'abbiamo, dai. Però ce l'abbiamo, cioè, quindi ancora non siamo disperati, siamo spacciati. Anzi, l'Albino Leffe comunque ce l'abbiamo in casa, quindi abbiamo anche il vantaggio. Speriamo che appunto il Bottecchia è una specie di fortino per il Pordenone, speriamo ci sia appunto il supporto della città e che vengano insomma un po' tutti a sostenere la squadra, che è proprio di aiuto questa cosa qui. Si vede che quando gioca in casa ha più grinta. E per quanto riguarda la partita con il Real Vicenza, è arrivata la sconfitta proprio nel peggiore dei modi, proprio con il gol al 90esimo, come sempre parecchie occasioni sciupate, ormai ci ha abituato il Pordenone, è un po' sterile lì sotto porta, si spreca l'impossibile. La partita lì era da vincere, perlomeno da pareggiare, non è andata così, però siamo fiduciosi, perché comunque dobbiamo per forza vincere con l'Albino Leffe e poi giocarcela ai play-out. Vediamo cosa succede. Michela, tu che hai fatto praticamente tutte le trasferte, non ti chiedo cosa si prova a tornare a casa dopo una vittoria, perché vabbè, è festa. Una volta, 2 volte, dai. Ma ad esempio, tornare a casa da Monza dopo aver perso, cioè come si torna a casa? Cioè che sensazioni si provano? Cioè orecchie basse? No, vabbè, comunque se non siamo fiduciosi noi, cioè la squadra ha bisogno di noi, quindi dobbiamo essere fiduciosi comunque. Vabbè, ritorniamo un po' tristi, però cioè, come ha detto adesso Moreno, cioè, l'ultima alla fine ce la possiamo ancora giocare, quindi ritorniamo a casa con la speranza di poterci salvare, di andare ai play-out. Che bisogna poi pregare Dio, no, Silvia, che il Monza faccia il risultato col Pro Patria. Perché in quel caso, se il Monza vincesse col Pro Patria e contemporaneamente il Renate perdesse, non ci sarebbe, come parlavo stamattina con Denis Macan, che è un contratto in centro,
non ci sarebbe il Monza nell'eventualità, perché comunque il Pordenone anche perché arriva ricordiamoci penultimo. che il Monza è lì per demerito societario, non per demerito Esatto, sportivo, infatti, quindi si è visto, esatto. Cioè, sì, sarebbe meglio, tra virgolette, eventualmente incontrare il Renate che non il Monza. Esatto. Sicuramente sì. Potrebbe, oddio, poi dopo sai, cioè il calcio nella palla rotonda, quindi però sarebbe meglio se potessimo scegliere. Ecco, tra parentesi, Dennis non è neanche in gran forma, mi diceva stamattina che ha qualche problemino. È da un po' di tempo che ha problemi, sì, infatti è lui che per adesso tiene sempre la squadra alta, però con i problemi fisici che ha e tutto quanto non è in forma. Sì, noi pensavamo che non giocasse neanche questa settimana, a dire la verità, perché è stato da noi un paio di settimane fa e zoppicava proprio evidentemente, quindi... Ecco, avete notizie della meteora Bjelanovic? Non sta bene, mi dicono. Bjelanovic. Io l'ho già sentito nominare. Non mi ricordo in quell'occasione, ma l'ho già sentito nominare. Siamo con l'Atalanta, quello me lo ricordo. Bravissimo, ecco dov'è. Scusa, ma cos'è quello che dovevamo comprare a gennaio che poi non è mai venuto? Non è venuto, ma si è anche sposato. È venuto? Parentesi, complimenti perché sua moglie è una gran gnocca, quindi questo non c'è dubbio. Bellissima. La moglie di Bjelanovic è una bellissima ragazza. Le nota sempre. Sono come loro. Era sul giornale, Stefano. Scusa Giovanni, chiedo, ma è venuto a Pordenone per sposarsi a sto punto? Certo. Gli ha fatto il regalo di nozze, l'ingaggio, la casa, la luna di miele, no? Pordenone. Ha fatto l'assist niente. ha fatto l'assist contro il Novara, ha fatto l'assist. Questo è vero, sì. Era anche, aveva fatto una bella azione che poi si è fatto male. Ha fatto anche un gol, ricordiamoci, un testa. Ha fatto un gol. Che era venuto qua con quella di risolvere qualche problemino, no? Magari risolvere l'ultima. Magari potrebbe essere... Beh, l'ultima no, perché probabilmente non giocherà. Però a proposito, voglio fare gli auguri, se ci guarda, all'addetto stampa del Pordenone, a Marco Michelin, perché è il suo compleanno. Allora tanti auguri Marco, se ci sta guardando domani non vi saluta più dopo le cattiverie che stiamo dicendo. Ci vediamo in centro dopo che ci paga da bere, ovviamente. Ah sì, ci vediamo in centro dopo? No, dopo ti faccio sapere dove, Ok, perfetto. Gemma. Quando si parla di bere non manchi mai, GP, che tu strano. sei con me, quindi bevi con me, prego. Benissimo. No, non riesco a contattare i nostri inviati del Tamai, ma purtroppo c'è una notizia bruttissima perché l'Arzignano... No, scusami, è appena arrivata la rettifica. L'Arzignano aveva segnato e adesso il Tamai ha pareggiato. Quindi non ci risponderanno mai perché sono lì proprio. Tamai Arzignano 1-1. Allora vediamo i risultati dopo 20 minuti della Serie D. Alto Vicentino Clodiense 0-0, Crassere Peng Draw 1-0. Montebelluna Giorgione 1-1, Mori Santo Stefano Mezzo Corona 0-0, Sacilese Legnago 1-0, Tamai Arzichiampo 1-1, Triestina Fontana Freda Union Pro Bolluno 0-0 e la Fenadora Bianco Scudati Padova 0-1, nonostante già qualificato in Lega Pro, già promosso, continua a vincere il carro armato dei Bianchi Scudati Padova. Prego. Sì, siccome c'è la par condicio, io sono buona, non posso chiamare solo tutti i miei fidanzati. Quindi per te è un angelo biondo che ci parla però di rugby, la nostra Martina. Martina Forgiarini, tra parentesi oggi si svolgeva la mia festa allo stadio, al Rugby Stadium di Udine, ovvero sia la festa del maiale, vero Martina? Sì, esattamente, sì, è l'ultima giornata di campionato, quindi abbiamo organizzato anche una mega festa post partita, quindi vi aspettiamo tutti quanti. Sì. Adesso, anche oggi, quindi ci troviamo allo stadio Otello Gerli di Paderno. L'Udine giocherà tra pochi minuti contro il Brescia, che attualmente è ultimo in classifica. All'andata avevamo subito una pesante sconfitta, quindi oggi assolutamente dobbiamo rifarci anche per mantenere il penultimo posto in classifica, perché abbiamo pochissimi punti, abbiamo solo 3 punti di differenza dal Brescia, quindi sicuramente il Brescia è molto motivato per giocarsi appunto il penultimo posto. Sì. Vi do però una bella notizia, come immagino sappiate già, la Rugby Udine domenica scorsa ha vinto con 33-22 contro il CUS Verona, che è il secondo in classifica, quindi devo dire che è stata una bellissima partita quella di domenica. Speriamo che oggi possano fare bene come appunto la scorsa domenica. Ecco, li avete ingolfati i giocatori del Brescia col festino che state organizzando per farli giocare un po' più pesanti? Non hai sentito? Martina? Pronto? Mi senti? Mi senti Martina? Sì. Adesso sì, vi sento. Ti chiedevo se li avete ingolfati di maiale i giocatori del Brescia, così magari giocano un po' più pesanti. No, quello no, dobbiamo essere leali, dai, dobbiamo rispettare questi gli offrite da mangiare da bere, scusa, più lealtà di così, non Dopo. ne ha fatto neanche pagare, non ho capito, no?
dopo la partita facciamo festa, allora dopo si potrà anche mangiare. Per il momento ci teniamo leggeri. Perfetto, grazie Martina, ci aggiorniamo più tardi. Grazie a voi, ancora. Grazie all'Angelo Biondo che segue il rugby. Sai che ti stavo guardando lì vicino dal Vise e adesso so come Allora, tu sembri Derrick, lui sembra Fonzi. Chi sembra Fonzi? Sì, è col giubbotto in pelle. Volevo salutare questo amico che era quello che chiedeva il numero di basi, no? Sì. E dice, siccome non ho avuto il numero di basi... Ma te l'ho dato in diretta io. Aspetta. E Morena ti ha dato quello corretto. Sì, avete dato un casino di numeri qua neanche giocassimo all'otto. Dice, gentilmente potrei avere quello della conduttrice? Occhio, se arriva il numero vi seguirò tutte le domeniche. Sì. Facile, adesso ne abbiamo finito. Anche una, scusa. Allora, Eleonora, dagli un numero del tuo telefono. Guarda, lo puoi dare tu perché vai lì nella rubrica, c'è Eleonora Mazzarri, la vecchia. Ascolta, già è tanto che riesco a maneggiare. No, Eleonora, dai un numero. Anzi, l'anno prossimo facciamo così. Chi ci segue tutte le domeniche diamo il numero della presentatrice, un numero alla volta, così vediamo. No? Sì, vabbè, ma quanti numeri sono? 9, quindi sono 9 domeniche, 9, 10 sono... Le ultime 9. Ah, devi cambiare il numero di telefono nelle puntate. Ah, pensavo cambiassi me. No. No, oramai sai che siamo insolubili. Ormai siamo intimi. Senti, ora in Serie A non succede niente, mi sembra. Però possiamo almeno leggere chi gioca così, giusto per... Stefano, vuoi che leggiamo la Serie A? La Serie A, la 34esima giornata. Hai facoltà. Soprattutto gli anticipi, no? Gli Penso anticipi, Stefano. sì. Se vediamo anche la schermata sugli anticipi. Uno su tutti. Ieri, sabato 2 maggio, si è giocata appunto Sampdoria-Juventus, con cui la Juventus ha conquistato il suo scudetto, non dico che numero perché qua se no si picchiano Edi e Basanti. Allora, aspetta, Moreno Burlina dice 33, tu 33. Basanti 33. 34? Ah, sono diventati 4 adesso. No, scusa Giovanni, ma come fai a dire 33 se uno ti fa così? Spiega. Ma sai che io ho difficoltà di vista, no? Cioè, pensavo 4 birrette con una roba simile. Comunque dopo 4 ce ne regalano uno. Ah, è come quando si giocava a calcio da piccoli, no? 3 corner, un rigore, siamo più o meno a quei livelli lì. Invece per Edi sono 3. Come al supermercato. Rigorosamente 31. 31, ecco. Poi si è giocata... rubati non contano. Bene, tralasciando di parlare di situazioni gobbe e simili, ieri si è giocata anche un emozionantissimo Sassuolo-Palermo. Assolutamente, una partita da far vedere alle scuole calcio. È quella che interessava a lui, scusa. A chi? A lui. Interessava a te? Sì, molto. L'ho osservata. Bellissimo. Oggi invece alle 12:30 si è giocato Roma-Genoa, che è finita 2-0 per la Roma. Esatto. In campo adesso abbiamo Atalanta-Lazio, Fiorentina-Cesena, Inter-Chievo e Hellas Verona-Udinese. Ecco. Stasera alle 20:45 si giocherà Napoli-Milan. Sì. Perché Satina a noi ci piace, quindi domani alle 20:45 si giocherà Cagliari-Parma e poi, mercoledì, sì, perché mancava, no? Perché di arrivare fino a mercoledì si giocherà Torino-Empoli, sempre alle 20:45. Ma tu sai perché questo? Per distrarre la gente dalla partita della Juve. No, perché appunto dovevano giocare a lunedì, poi non so che problema è nato lunedì, Edi a Torino, per cui martedì non potevano giocarla perché c'è Juventus-Real Madrid e quindi la 34esima giornata per quanto riguarda il Torino si gioca mercoledì. Se non è un campionato anche questo ridicolo, no? Perché comandano le televisioni, no? Sì, ho capito, ma non ci sono problemi. Metti che una delle squadre che giocavano mercoledì delle due fossero in zona retrocessione o lotta. Vabbè no, il Torino lotta per l'Europa League, quindi è favoritissimo, no? Perché sa già tutti i risultati delle sue concorrenti. Fino a qualche anno fa le ultime giornate dovevano giocarle concomitanti. No, ma anche quest'anno è così, le ultime 3 però, quindi fanno 17, 24 e 31 tutti insieme. Solamente poi si vedrà, perché chiaramente subentrano i vari impegni di Coppa e quindi all'italiana contravverranno alla regola sicuramente. Tu dici? Sì. Nel frattempo la partita più inutile della Serie D, ovvero sia Mori Santostefano mezzo Corona. Mori Santostefano va in vantaggio perché è inutile, perché sono tutte e due già retrocesse matematicamente, ma il Mori Santostefano sta vincendo in casa col mezzo Corona 1-0 per quanto riguarda la Serie D, quindi al 27esimo in Serie D sono cambiati
più o meno tutti i risultati. Rimane in pareggio solamente Alto Vicentino Clodiense 0-0, Triestina Fontana Fredda e Union Pro Belluno 0-0. In Serie A invece tutto tace. Tutto tace, 27esimo minuto, una noia totale. Se vuoi posso leggerti... Chi? No, Cosa mi legge? Il tuo oroscopo della l'oroscopo, Gazzetta? non lo so, di che segno sei tu, GP? Acquario, il più bello di tutti. No, uomini Acquario vonde. Hai già avuto, No, ho. Attualmente. È un acquario? È un acquario, Ma non sì. fa il portiere? Ma non fa... Sì, fa il portiere. Fa il portiere? Sì. Ah, fa il portiere? Sì, Non a calcetto, sapevo. però a calcetto. Vabbè, a calcetto non vale. Vabbè, fa il portiere, è più portiere di te comunque. Tanto E non ci vuole neanche tanto. Non l'ho capita, Me la spieghi? Non l'ho capita. E tu non facevi l'attaccante. Io facevo l'attaccante quando giocavo a calcio, quindi sì, lui è effettivamente. più portiere di te comunque. Giocavi a calcio? Sì, ho giocato a calcio qualche anno, facevo... Ma Una volta perché- esisteva l'ala destra. Perché non ci c'è mostriamo più. anche le foto del liceo adesso, iniziamo a discutere dei fatti nostri. Se vuoi ti faccio vedere quella che facevo militare, la porto domenica prossima, quando ero in divisa. No, quella con Giulio Cesare non l'ho portata a GP. vabbè. No. Eri un centurione? Io quasi chiudo la trasmissione qua, mi avete un po' rotto le palle. Io invece rilancerei il gioco oggi. Lupa Roma Versa 0-1. Ah, beh, interessantissimo. No, visto che non succede niente in Serie A, rilanciamo il gioco che è ancora più difficile, no? È vero, dobbiamo lanciare il gioco perché loro non hanno giocato al gioco. È vero. Non hanno giocato al gioco, devono giocare anche loro. Soprattutto Soprattutto Morele e Silvia, che non hanno bottiglie di vino, magari portano a casa 6 bottiglie di vino, no? Ricordiamo il nostro gioco 1 per 2 per Sì. vincere 6 bottiglie di vino a etichetta del nostro sponsor Pascià, 3 di Friulano, aiuto, non mi viene mai Friulano, mi viene sempre Toccaie, 3 vabbè. di Merlot a marchio Pascià. Bisogna indovinare se 1x o 2 delle partite Verona Udinese e Inter Chievo. Ecco, quindi Moreno, beh, facile. Ho perso la penna. aiuto. Verona Udinese sarà sicuramente X. Tu dici X. Inter Chievo 2 fisso. Tutta la vita. Tutta la vita, proprio Ecco. non Vedi c'è- come siamo coerenti noi juventini. Sì, tutta la vita, vabbè. Ma noi lasciamo che parli il Tu campo, Nunzio, non è che- anche tu? Ha parlato lui, quindi anche Nunzio dice che 2x. l'Inter perde e l'Udinese pareggia. Silvia? Io sono milanista, quindi ovviamente l'Inter perderà. E l'Udinese a Verona? Sì, sono difficili proprio queste cose. Direi un 2, dai, perché sono buono. 2 per l'Udinese? Per l'Udinese. Hai bevuto prima di venire in studio? No, potrebbe anche essere. Non dai. più del solito. Da quanti anni Ma perché non secondo te il Chievo adesso, vince con siccome l'Inter? è di cioè- una memoria storica, da quanti anni l'Udinese non vince col Verona? In Serie A al Bentegodi mai. Intanto, e anche a Udine da quanti anni non vince? 3 o 4 mi sembra. Scusa Giovanni, ma secondo Esattamente, te... però ho visto anche il Verona nell'anno dello scudetto giocare con l'Udinese, una delle più belle partite Sì, della era storia. finita 3-3 mi sembra. 5-3 5-3 per il scusa, sì. Verona nell'anno dello scudetto. Scusa un secondo Giovanni, perché Quindi secondo te il Frosinone e Chievo Verona vincerà? sempre partite abbastanza vive. Questa Quella non non là del tanto. 5-3 mi ricordo che vince Digno l'Inter? su una punizione riuscì a prendere 3 pali. Palo, traversa palo. Sì, mi ricordo. con Garella in Con porta. Garella in porta, Sì. che si girò e si trovò la palla in braccio. E poi giocò con l'Udinese. Sì, Garella poi Maria, ma anche tu? Come dice Moreno. No, non si può dire come dice, cavolo, sì. No, sì. È in macchina con me, quindi... Ah, per quello, è il capo. Manca anche la nostra Michela. Michela, sì, scusa. Vuoi l'Inter pareggia? X. Ma tu non sei juventina allora? No, milanista. Anche tu. Tra cugini ci si vedendo vuole. l'anda, il Chievo vince. Chievo vince. Quindi è 1. Sì. No, il Chievo vince vuol dire 2. Sì, quindi l'Inter non può pareggiare. L'Inter non può pareggiare. No, scusa. No, però è Verona Udinese questa. Ma c'è io Inter l'avevo Chievo. capita, qui lei intendeva Che qua vince il questi Verona. veronesi. Ok. scusami. Vabbè, sì, ecco la roba là, dai. Va bene, allora ci fermiamo, così dopo abbiamo più spazio, buttiamo subito la pubblicità, ogni tanto cerchiamo anche di essere puntuali e precisi, perché come dicevo oggi è una puntata seria, quindi dobbiamo essere puntuali e precisi. Certo. Fino adesso è stata seria. Siamo quasi superati. Da chi? No, se non ci tagliano Ma oggi scusa, non un lo po' di fanno più. canzoni, no? Cioè, aspettavo Come? un momento musicale. Quando rientriamo facciamo un momento musicale. Sempre tutte le regole, che è la penultima puntata, però voglio dire, io ho una scaletta qua che... No, Guarda. adesso, scusami, adesso io voglio far vedere, perché Cioè. non abbiamo mai svelato le nostre scalette. C'è una scaletta? Sì, la scaletta. È bello La nostra scoprirla scaletta, ecco, guardate, 2 ore e mezza di trasmissione, la nostra scaletta. Eccola qua, vedete? Soprattutto è bella dalle ore 16, no? Barra pubblicitaria e poi dopo solito. E
la fine. E come vado da Moreno a Caffè Nogaredo, cosa prendi? Lo guardo, solito, sono certo. sempre quello, no? Mi dispiace interrompere questo momento serietà, Aulico. ma a Firenze... La Fiorentina vince? La Fiorentina ha segnato. Incredibile. Fiorentina 1, Cesena 0. Vabbè, che giocano coi morti, dai. Gol di Ilicic. se proprio. Ilicic, che è un grandissimo giocatore, che sembrava Edi Ilicic che fosse interessato anche all'Udinese. Ancora... Sì, ma è sempre questione di ingaggi. A livello di nomi l'Udinese sarebbe o perlomeno i tifosi dell'Udinese sarebbero interessati a molti nomi, poi subentra la questione dell'ingaggio, Esatto. Qui c'è il tetto, quindi è inutile pensare a nomi come Ilicic che a Firenze hanno ingaggi insostenibili per questa piazza. Sì, sì. Sì, per la regola che si è dato all'Udinese, non che non li avessero. Perché appunto c'è un tetto di ingaggi, c'è Di Natale che sfora, ma gli altri sono tutti... Ma allora, prima di andare in pubblicità, Stefano, ma secondo te, nel frattempo il Giorgione invece fa 3 a Montebelluna 1, Giorgione 3, si mette malissimo sia per Tamai che per Fontana Fredda, perché alla penultima giornata in questo momento il Giorgione va solamente a un punto dalle nostre 2 squadre della provincia di Pordenone. Secondo te ha senso l'investimento dei Pozzo di oltre 50 milioni di euro per quanto riguarda il nuovo Stadio Friuli e poi avere una squadra che quest'anno rischia di essere anche peggio di questa, se non mettono mano? Il progetto dei Pozzo è quello di ritornare in Europa. Quest'anno è stato al di sotto delle aspettative, così anche lo scorso anno, però l'idea è quella di ritornare a certi livelli. È chiaro che se esce di scena Di Natale con lui altri 2 o 3 pezzi forti, bisogna pensare ad allargare un po' i cordoni della borsa e ad acquistare almeno 2 o 3 pezzi di un certo valore. Sì, ma tu si parlava di Quagliarella, sì. Quagliarella verrebbe volentieri, però c'è sempre in piedi Treno l'ingaggio. a gennaio, adesso Quagliarella a Torino non molla più ovviamente, sì, visto chiaramente. il giro di ritorno che sta facendo, no? Stefano, tu hai detto prima il commento, no? È giusto il tetto salariale, è giusto che abbiano messo, no, a Udine... Ma giustamente sappiamo, come diceva prima Edi, che certi giocatori che non è che devi formarli, arrivano che sanno già giocare, ecco, non vengono a Udine per 300.000 euro che è lo stipendio medio di un giocatore udinese. Quindi quale potrebbe essere la soluzione? Ma, onestamente fai una domanda molto, molto difficile a quale rispondere. Io posso dirti che in linea generale sarei per il cosiddetto salary cap, che è uno stile, un modello americano sul quale a me piace e lo estenderei a tutte le squadre di Serie A. E a tutte le squadre d'Europa, se vogliamo parlarci, perché il problema... Sì, ma per tutti uguali, non che c'è un salary cap di una squadra o un'altra. Nella Lega Pro di basket americana e per tutte le squadre ci sono quei soldi. Eppure il basket è a livello professionistico è uno degli sport più amati negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti sì, certo. Detto questo, io posso dirti, io ho avuto la fortuna e avrò la fortuna anche domenica di tornare allo stadium e quindi di visitare quello che è il palcoscenico sportivo visto sotto un nuovo tipo di sembianza. Sì. Quello che Pozzo, la famiglia Pozzo vuole regalare a Udine è qualcosa di veramente meraviglioso, di eccellenza pura, che dovrebbe essere in tutta Italia. Certo, per Udine potrebbe essere anche tanto, però vedere uno stadio pieno e vedere soprattutto famiglie che portano i bambini allo stadio, per me è stata la cosa più bella che ho visto allo Juventus Stadium. A Juventus ovviamente. E mi auguro che questo potrebbe essere... Sì, ma allora facciamo anche un rapporto. Sì. Scusa, devo interrompere, GP, a parte il fatto che volevo salutare al volo Sergio, Franco e tutti quelli che stanno giocando al gioco anche se non si firmano, ma una notizia che non è che mi piaccia moltissimo. Ci colleghiamo comunque con Pier Antonio Stella, ci dice tutto lui. E allora, 25 aprile, se non le piace la notizia, vuol dire che non va benissimo a Sacile. Prego, Pier Antonio. Infatti, perché il Legnago ha trovato il gol del pareggio e devo dire onestamente è un gol meritato, visto che comunque dopo il vantaggio della Sacilese, il Legnago era già andato vicinissimo al pareggio con... Ecco, scusami, azione, sotto via sbaglia, per pochissimo la deviazione sotto porta, poteva essere il gol in diretta, invece c'è stato il gol qualche secondo fa del Legnago, ripeto, che aveva già sfiorato il pareggio con il giovane Ronconi che si era presentato a tu per tu con il portiere ma non era riuscito a superarlo. Invece miglior fortuna è spettata al numero 9 Luca Rivi, che ha raccolto un traversone della sinistra del capitano della formazione veronese Frigi e di testa non ha appunto lasciato scampo a Favaro, per cui
Qui quando abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora di gioco nel primo tempo, il risultato è di nuovo in parità. Sacilese 1, Legnago 1. Bene, grazie per Antonio. Mancano... Sì? Scusami, al Franchi, ancora Ilicic. Franco Franchi, sì, benissimo. Allora 1-1, 2-1, 2-0. Sì, quindi Ilicic doppietta. Torniamo al discorso. Allora, tutto bello quello che hai detto, c'è da fare anche le proporzioni. Cioè la Juventus ha 11 milioni di tifosi in Italia, uno stadio da 45.000 persone. È una squadra che ieri ha vinto per la quarta volta lo scudetto, è in semifinale di Champions League e in finale di Coppa Italia. Paragonare questo ad Udine, dove non so se Udine arriva a 300.000 o 400.000 tifosi in tutto il mondo, magari anche 1 milione. Al di là di quello, ai 10.000 paganti solitamente, sì, 10.000 spettatori. Lo stadio da 25.000. Uno stadio da 25.000 è difficile riempirlo se c'è presenti squadre così da mezza classifica. È lì il problema nostro. Ma io personalmente da uno che... Sì, che non sei tifoso udinese, chiaramente. No, io ho simpatia, ma ho molta stima della famiglia Pozzo, per quello che ha dato e ha fatto a Udine. Quindi sono convinto che è fatta di cicli, no? Quindi secondo me se lasciano lavorare, perché se hanno questi obiettivi sicuramente ci saranno delle progettualità. Deve avere la fortuna di, fra i vari talenti che scopri, di trovare un Sanchez. Di trovare ma siccome li ha trovati l'Udinese nella storia, il problema è che li dà via perché sono passati. Il problema è che Sanchez è esploso dopo 3 anni che era Udine, no? Perché effettivamente ad Udine ci sono dei giovani validi, solo che non sono ancora esplosi. Anche Vag stesso, il pubblico, gli sportivi è normale, si illudono di poter vincere qualche cosa, qui come ha vinto il Verona lo scudetto, come ha vinto il Cagliari, eccetera. Qui è difficile che succeda, perché come ha osservato lui i fenomeni li vendono purtroppo vanno via al miglior offerente. Questo è il destino e non dell'Udinese. Ci sono squadre in Serie A, dico io, che non abbiano giocatori campioni che sono passati prima per l'Udinese. In effetti è vero. È passato di tutto per l'Udinese. Però se l'Udinese è a questi livelli è anche grazie a questo, purtroppo. Dico tra virgolette purtroppo per il pubblico che non vedrà mai vincere lo scudetto. Hanno i migliori talent scout al mondo, comunque l'Udinese, cioè non c'è niente da fare, riescono a trovare comunque impensabile. Il concetto di stadio che ha lo Juventus Stadium è molto diverso dallo stadio di per sé, basta. Sì, beh, anche ad Udine sarà così, no? Lo stadio io che sono a Pordenone vado a farmi un giro allo stadio a Udine e poi finita di farmi un giro vado a vedere la partita. Speriamo che però in fase di costruzione non commettano... Cioè il concetto è molto più ampio rispetto al classico stadio. Scusatemi. E vi devo interrompere perché c'è un nostro inviato che non sentiamo da tantissimo tempo, Pierantonio Stella. E allora, vediamo se è quello che spero io. Prego Pierantonio. Sì Giovanni, se queste sono le premesse oggi ci sentiremo spesso. Comunque partita veramente emozionante qui al 25 aprile, Sacinese di nuovo in vantaggio. Benissimo. Per cui il pareggio del Legnago è durato appena 4 minuti. Splendido il raddoppio, veramente come il primo gol, e ancora lui a firmarlo. Dario Sottovia, che ora è a quota 19. Ha raccolto questa volta un passaggio filtrante dalla sinistra di Capitan Favret e di prima intenzione da centro area ha scagliato di potenza la palla alle spalle del portiere del Legnago, facendo esplodere lo stadio 25 aprile che qui appunto freme per questa vittoria che garantirebbe l'accesso matematico ai playoff. Di conseguenza qui siamo al 41esimo del primo tempo, Sacinese di nuovo in vantaggio 2-1 nei confronti del Legnago. Grazie per Antonio. Allora una domanda provocatoria. Quanti attaccanti ha preso Pordenone quest'anno? 7? No, 6. 6. Come si fa a non vedere un attaccante come Sottovia? Per non parlare diciamo che gli errori del Pordenone li ha commessi proprio all'inizio campionato. Probabilmente la società si è affidata a delle persone che non erano adeguate per la categoria che doveva ricoprire, insomma, il Pordenone. Quindi non so, io non posso entrare in merito, però no, ma dico, ex Milan, no? 9 addirittura, ecco. 9 attaccanti, Michele la memoria storica sa tutto. Cioè, questo che è... Sì, perché c'è anche Simic che poi è arrivato Zubin che è andato via, ma Zubin c'era già. Sì, no, ma dico, no, cioè, a fronti soprattutto all'inizio c'era la linea giovane, no? Per riuscire a prendere i contributi dalla Lega. Sottovia a 23 anni, cioè, quindi anche rientrava e quelle cose lì. Io non mi capacito di questo, no? Perché se l'ha visto la Sacilese, come ha fatto a non vederlo il Pordenone? No?
Evidentemente ci saranno stati problemi di ingaggio. Prego Stefano. Faccio una domanda, mi è venuta in mente così. Siccome io sono pordenonese, però effettivamente io il Pordenone non l'ho mai seguito, quindi è una, domenica viene allo stadio è una questione. No, io purtroppo seguo il Fontanafredda ultimamente perché per spirito societario, ma sì, sei coinvolto nel Fontanafredda. Sì. Posso interrompere visto che ho nominato Fontanafredda? Scusi se la interrompo, ma c'è una bella notizia e volevo collegarmi con Maurizio Mazzone. Dagli del voi. Allora da Trieste e da Rocco, Maurizio, allora Stefano porta culo in studio qua. Vai Mizio. Sì, per il momento sì, perché fino adesso non è che avessimo fatto una gara granché bella, però la prima palla che siamo riusciti a ripartire bene, abbiamo subito fatto il gol con Garzulo, e per il momento la partita si sta incalavando sulle cose che più speravamo, insomma, anche se loro adesso hanno subito il contraccolpo del gol, stanno mettendolo un po' sulla bagarre, ma speriamo che tutto vada per il meglio, insomma. Chi ha segnato, Maurizio? Ha segnato Garzulo dopo un'azione di partenza. Loro hanno sbagliato nettamente un fuorigioco, anche che ne protestino, non so pensare, 5 giorni hanno sbagliato nel fare fuorigioco. Si è inserito uno da dietro, si è sentito taccoli, e è andato sul fondo, l'ha messo indietro e è arrivato Garzulo di piatto alla messa. Benissimo, quindi importantissimo questo vantaggio, visto che non so se lo sai, il Giorgione sta vincendo 3-1 a Montebelluna, Maurizio. So tutto. Sai tutto, ok. C'è nel collegamento diretto anche con le brutte notizie arrivano subito, vero? Sì. Perfetto, allora manca oramai un minuto più il recupero a Trieste. Esatto. Perfetto, grazie Maurizio, a dopo. Grazie a voi. Torniamo a Stefano. No, mi veniva in mente, io vedo Fontanafredda Udinese, no? Queste partnership, queste collaborazioni, mi viene a pensare Liventina Gorgense e Inter, no? Sì. Se non sbaglio. Ma il Pordenone, domando, avere un giocatore dell'Udinese che viene a giocare a Pordenone, faccio per dire, è troppo è sbagliato? No, ad agosto, a luglio c'era stato un abboccamento, ma non so, io non vivo, loro sicuramente vivono di questo ambiente. Preferirei non rispondere a questa domanda. Tu sei imbarazzato, Edi può dirlo, a luglio c'era stato un incontro Udinese-Pordenone. Sì, cioè l'idea che balza di più agli occhi è quella di una partnership fra i maggiori club della regione, cioè sarebbe l'ideale che l'Udinese avesse una rete più assidua con Triestina, Pordenone, le società di maggior rilievo, per poter far maturare quelli che non trovano spazio nell'Udinese e farli giocare in Serie C o al limite in Dico la Triestina. Questo però non avviene. Sì, non è avvenuto perché effettivamente c'era stato questo abboccamento, si sono anche trovati Giarretta e non so se Lovisa o il direttore sportivo del Pordenone, non si sono trovati gli accordi. Diciamo così, nel frattempo il Verona ha rischiato di segnare, palla che va sull'esterno. È finita. Diciamo che forse era un po' troppo presto per parlarne. Perché luglio era troppo. Quest'anno il Pordenone in teoria dovrebbe fare una sorta di campionato di rodaggio. Ma proprio per questo. Il rodaggio rischia di rompere il motore, no? È un campionato di Serie C che era è troppo già facile di un parlare buon di livello. cose così quando in realtà c'erano tante, cioè diciamo che è una macchina molto difficile da guidare la Lega Pro, quindi è stato difficile. Ma pensiamo a alcuni ragazzi della primavera dell'Udinese che giocavano l'altro anno nella primavera, giocano in Serie C, potrei fare i vari nomi, non so, nella Carrarese, in altre regioni. C'è Gianni che gioca in Serie B ad esempio. Con Latina non gioca mai. No? Infatti, quindi perché non farli maturare in una Serie C che è un buon livello? Tanti a Pordenone non la capisco. Ma non la capisco, scusate, ma forse magari dopo stiamo andando fuori tema, ma è perché c'è ancora questo forte campanilismo, c'è una forza di presunzione, questi presidenti. Sembra che non si siano sempre alla fine. No, sembra che non si siano incontrate le società, diciamo eufemisticamente così, per diversi modi di vedere la collaborazione. L'Udinese ha proposto certe cose, il Pordenone ne ha proposte altre e non si sono incontrate. Sono prevalentemente tecnici, e forse anche economici. Cioè io non credo che sia un relativamente di campanario. Bene, siamo tardissimo, siccome Stefano, anche il nostro sponsor, dopo mi dice sei un deficiente, allora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Nel frattempo 0-0 l'Udinese. Il primo tempo è finito. Allora, quando iniziamo la pubblicità, la grande musica, i primi tempi della Serie D, naturalmente i primi tempi della Serie A. E poi cosa facciamo? Ah sì, l'eccellenza, guardate, c'è anche l'eccellenza, il fidanzato della Gemma. Ci vediamo subito. L'altra
vostra serata, lo show dell'anno. Giovedì 7 maggio, ristorante Adriatico, un poker di grandissime interpreti: Irene Guglielmi, Mirna, Veronica Di Lillo, Serena Rizzetto, sfilate di moda con le nuove collezioni Intimo e Moda Mare, la danza, il cabaret. Giovedì 7 maggio, ore 21, ristorante Adriatico, Villotta di Chions, e su TPN Telepordenone la domenica sera ore 21:15. Garage Venezia, dedicato agli sposi, per farvi scegliere la vettura più importante nel giorno più importante, ai migliori prezzi. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now! I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da €6. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now! Fai un salto da noi. Scopri la convenienza ed i vantaggi di Wind. Scegli l'offerta telefonica su misura per le tue esigenze. Abbonamenti, ricaricabili, ADSL e telefonia fissa e tantissimi smartphone. Wind Infostrada, smartphone, tablet, accessori, anche assistenza e riparazione smartphone e tablet. In Viale Grigoletti 31 a Pordenone. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano Decimo, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Bentornati, io e GP siamo qui, che vi... Giovanni, sei silenzioso adesso, non ha molta voglia... Maurizio io, Guarda che Giovanni non è lì con te, scusa. No, sono qua con Maurizio io. Questa è la giacca nera. No, è vero, Fonzi, Derrick è qua dietro. Scusaci.
Ma certo che oggi abbiamo degli spettatori un po' strani, credo, perché sono arrivati solo oggi. Solo oggi, Solo sì. oggi. No, sono arrivati dei messaggi un po' strani. Uno dice solo ha. Non so. L'altro invece dice ciao, sono Twinkie D. Ciao Twinkie D. Twinkie D? Ciao Twinkie D, how are you? So well, ok baby. Secondo me sono messaggi privati per Gipi. Sono in codice. Sono in codice. Poi? Poi, no, scusami, stavo leggendo un messaggio e dice così, Gemma. Quindi dici, che bello, scrivono a me. No, Gemma, puntini puntini. Eleonora è proprio bella, ma in confidenza è libera o fidanzata? Cioè, capito? Non solo mi porta via il mio finto fidanzato. Facciamo un primo piano, ecco. È finto. Allora, No. caro amico che ci ascolti. Ad Alvise. No, ma dai. È finto? Ho il morosetto. Sì, comunque ti posso assicurare che se hai un furgone. Grazie comunque. Perché per uscire con Eleonora bisogna avere un furgone. Ah sì, E per portiere. In previsione del trasloco, no? Hai capito? che mi butta fuori di casa, Esatto. sacchi neri e via. Comunque è fidanzata solo nei giorni pari. Nei giorni dispari, se vuoi, fissiamo Ecco. l'appuntamento. Va bene, ok. No, sto parlando con questo ascoltatore, non con te, sì, perché ho la parcella me la pagherà lui, no? Visto che mi vabbè, usa così. Minimo. Allora, ricapitoliamo la Serie D, i risultati dei primi tempi: Alto Vicentino Clodiense 0-0, Crassere Pendro 2-0, Montebelluna Giorgione 1-3, Mori Santo Stefano Mezzo Corona 1-0, Sacilese Legnago 2-1, Tamai Arzichiampo 1-1, Triestina Fontana Fredda 0-1, Union Pro Belluno 0-0 e la Fenadora Bianco Scudati Padova 0-1. Vuoi che ricapitoliamo anche la Serie A? Tu dici? Ma no, Aspetta, intanto- Stefano, intanto vuoi a parte che le- ricapitoliamo la Serie A? Ah sì, beh, è sempre bello ricordare. Sì, Fiorentina. Ah no, ma no, ieri, sì, vabbè. Solo i match odierni. Sì, va bene, va Atalanta bene. Lazio 0-0, Fiorentina Cesena 2-0, Hellas Verona Udinese 0-0, Inter Chievo 0-0. Non è che sia così Quindi, difficile. chi ha fatto XX qua? Che va Lui? messaggio. Solo tu? Classico. Solo Eddie ha fatto XX? Sì, solo Edi. Allora, pensate, alla 34esima, quanto è squallido il campionato di Serie A? Perché alla 34esima di domenica pomeriggio, a parte la Fiorentina, che ovviamente sta facendo la Tutti passeggiata. 0-0. Tutto 0-0. Edi, se vinci le bottiglie, per la prossima volta in sala stampa al Friuli, così abbiamo anche il vino. Le ho vinte anche l'altra volta, ma non ho visto niente. Niente? Perché no, Eddie No, vince moralmente, Eddie. Ah, è Ecco. vincitore morale. Vincitore. Puff sulla spalla da parte di Giovanni. Ecco, Basanti, a te che musica piace? Allora, un po' di tutto. Un po' di tutto, non è un genere musicale. Reggaeton. Reggaeton, come tutte le ragazze giovani. Invece a Luca cosa piace? Boh, dipende, cioè latinoamericano anch'io. Latinoamericano. Tu Eddie? Io il pop. Tu il pop e l'altro Eddie? Sempre con un casino. Eddie 1 e Eddie 2. Rock country. Rock country. Stefano? Mi piace la musica in genere. In generale è stata una bellissima serata quella che abbiamo fatto a Cordelons insieme, che ci siamo proprio venderlo. divertiti. Che Da poi rifare, dovete sapere che lui è un playboy. È arrivato con 4 gnocche non da ridere, tra cui una che proprio è andata davanti alle telecamere, che poi l'abbiamo fatta vedere anche nell'altra serata. È stata una grandissima serata. Nunzio, tu non dirmi... Gigi D'Alessio. No, so già che musica dice. È rock. Ah, rock? Sì. No, pensavo le cose... lui le cose veneziane, visto che sei di Venezia. Sì, anche. Io sono più per il pop anni 80. Tu sei anziano. Silvia? Io ascolto Coldplay. Coldplay, eccetera. Michele invece? Commerciale anch'io. Commerciale, ma commerciale pop, rock? Pop. Quindi voi ci cantate adesso tutto questo per introdurli, benissimo. Un pezzo country. Qui sì, nessuno ha detto country. No, però, qualcuno ha detto country. Tu hai detto country. Quindi vince anche lui qualcosa. Cosa Una vince? corda di una chitarra, della chitarra. Anche a lui piace il country. Poi qualcuno offre di più, l'ha detto la regia? Sta dormendo, benissimo. Oh, se si vince qualcosa anche a me piace il country. Chi è che sale sul carro del vincitore? Forza! Chiede a Visa che musica piace. Beh, rock assolutamente. Si vede che è metallaro. Quindi si cantate Colder Weather di Zac Brown. non so chi sia, benissimo, prego ragazzi. Dai. She trades Colorado if you take her with. Closes the door before the winter lets the cold in. And
and wonder if her love is strong enough to make him stay. She answers by the taillight shining through the window pane. He said, I wanna see you again, but I'm stuck in colder weather. Maybe tomorrow will be better. Can I call you then? You said you're a rambling man, you ain't ever gonna change. You got a gypsy soul to blame, and you were both leaving. In a truck stop diner just outside of Lincoln. The night is black as the coffee he was drinking, and in the waitress' eyes it sees the same old light is shining. She thinks of Colorado and a girl that left behind. He said, I wanna see you again, but I'm stuck in colder weather. Maybe tomorrow will be better. Can I call you then? Say you're a rambling man, you ain't ever gonna change. You got a gypsy soul to blame, and you are both leaving. Both leaving. And when I close my eyes I see you. No matter where I am, I can smell your perfume to these whispering pines. I'm with your ghost again. It's a shame about the weather, but I know soon we'll be together, and I can't wait till then. I can't wait till then. Bravissimi! Allora, in Serie D non era proprio come abbiamo detto noi i primi tempi, ma purtroppo gli aggiornamenti sul sito dove noi, a parte gli inviati, ci informiamo, non sono proprio in tempo reale. E allora, il primo tempo a Mogliano Veneto è finito 1-0 per il Belluno, quindi Union Pro 0, Belluno 1. La Fenadora ha pareggiato con i biancoscudati Padova 1-1. E il Mori Santo Stefano, partita totalmente inutile, ha fatto il secondo gol con Mezzo Corona, quindi Mori Santo Stefano 2, Mezzo Corona 0. Oh, allora, ecco, vedete che qua c'è una bellissima ragazza che è Basanti, che già il nome è tutto un programma, cioè tu sei tutto un programma, sì. E anche il tuo nome ha un significato, Basanti? Sì, vuol dire natura bella o primavera in indiano. Bellissimo, che spettacolo! Sì. Indiano? Indiano, sì. Basi, posso chiamarti Basi? Sì, certo. Come l'amico che voleva il numero. Di dove sei originaria tu? Di Guwahati, regione dell'Assam. Ti ricordi? Era una bella aperitivo l'altro ieri, sì. Ti ricordi? No, ma siccome io e Enrico appunto stavamo dicendo chissà che nazionalità, che per noi era verso l'India, no? Sì, esattamente. Come GP quando ti hai visto in foto, secondo lui eri brasiliana, volevo solo... Ma in molti mi hanno dato della sudamericana, però io... vedi che non sono un rincoglionito totale proprio, visto che molti li dicevano. Senti, prima di salutare gli amici, c'è un inviato che ha chiesto di parlare con te, non so se ci vuoi parlare. Va bene. Con lei o con me? Con te, GP. So che mi spiace Basi che voglio parlare con un uomo, ma è una persona particolare. Oh, sì. Pronto? Sì, ciao GP, sono Giorgio. Senti, guarda che sei tardi, No, guarda, io sono qui con le ginocchia sotto il tavolo qua a mangiare, quindi guarda GP, mi dispiace anche questa volta. Cosa? Ho una scusa buona, devo. L'altra volta era il trasloco, stavolta è il pranzo, devo. Ah, ecco, ne hai sempre una, Giorgio, non funziona bene così, ma oggi avevo la comunione di mio figlio, non potevo. Ah, beh, no, sì. Allora sei scusato. Senti, ma che cosa è successo che sei riuscito anche a trovare la fidanzata? Raccontami. Sai, ogni tanto anch'io riesco a innamorarmi, devo. No, ma non parlo di te, parlo di lei. Cosa è successo? Ha avuto uno shock? Ha preso una botta in testa? Sì, penso proprio di sì, Sì, però dai,
con uno un po' scalmanato ci vuole una calma, quindi ho trovato la ragazza giusta stavolta. Senti, chiedere al muflone, se non è la ragazza giusta. Sì, il muflone, sì. Senti, c'è Silvia che vuole parlare con la tua fidanzata, ce la passi? Sì, madonna, ti manca aspetta che te la la passo. Madonna, in diretta benissimo. Sì, te la passo. Allora, cantante. Silvia, La cantante. la Madonna di Frozen, scusa. Allora, vediamo, pronto? Sì, pronto, non vuole parlare. Non vuole parlare. No, pensavo fosse lei con questa voce, allora forse capivo altre cose, ma non mi importa. Va bene. Giorgio, grazie, buon proseguimento, mangiate e bevete anche per noi. Grazie a te, mi raccomando, sempre Forza Pordenone. Assolutamente, sempre Forza Pordenone, grazie. Esatto, va bene. Ciao. Allora, Ciao, grazie. Gigi, ciao. Torniamo a cose belle, cioè a Basanti, che anche il nome è bellissimo. È stato bello, una cosa che è successa mi sembra un paio d'anni fa, vero? Sì. Vediamo le prime 2 o 3 foto che abbiamo preparato. Che cosa è successo? Perché sei finita su tutti i giornali, ma non per la tua bellezza. No, ecco qua. Per niente. Cosa è successo? Raccontaci. Allora, è successo che a giugno del 2012 mio padre, all'età di quasi 60 anni, appunto, è stato licenziato da una multinazionale belga. Si è ritrovato senza lavoro e dall'oggi al domani ci siamo dovuti rimboccare le maniche tutti quanti in famiglia, come si fa in una famiglia. Certo. E appunto abbiamo trovato questa possibilità appunto di poter aprire una gelateria. Sì. E abbiamo sfruttato l'occasione appunto. Quindi tuo papà ha una certa età, perché insomma a 60 anni ricominciare da zero non è facilissimo. È abbastanza difficile. Sì, Allora abbiamo deciso appunto di aprire questa gelateria di famiglia appunto, che si trova mi sembra in via Martignacco. Sì, via Martignacco, sì, qui a Udine. E sta lavorando bene, state lavorando bene. Sì, quindi un applauso a tuo padre, perché a 60 anni rimettersi in gioco è anche a tutta la famiglia. Non è facile no. In realtà, perché più che altro la situazione cioè da quando ha perso il lavoro aveva perso se stesso proprio, certo. Senza lavoro, vederlo a casa sul divano tutte quelle ore lì in cerca, comunque mandava curriculum, io lo aiutavo, cioè non è una bella situazione comunque. Certo. Perciò ci siamo ripresi. Comunque le cose stanno andando bene, benissimo, quindi dovete andare assolutamente. Che orari fai tu, così riempiamo la gelateria? Che orari fai tu là di solito? Solitamente la mattina. Ecco, quindi da domani mattina via Martignacco, crema e cioccolato si chiama, vero? Tu cosa fai domani mattina verso Stefano? Ti passo a prendere io. Io tradisco Moreno, andiamo a fare colazione da Basanti domani mattina. Veniamo fino a Udine a fare colazione. Però è da rimarcare le parole che ha detto lei. Sì. Sono cose stupende che ha detto la famiglia. Sì. Come una famiglia deve fare. Cioè, imboccate le mani come hai detto delle bellissime cose. Nel frattempo, scusate, c'è anche il calcio. Terò sbaglia un gol clamoroso, mi sembra. Sì, è stato in area da solo davanti a Benussi, ex dell'Udinese. E Terò, ex del Verona. Del Chievo, scusatemi. Sì, gli ha tirato addosso. Se ci fosse stato Di Natale col suo piede fattato, forse in quell'occasione avrebbe segnato. Dentro. Scavetto sotto, il portiere era già a terra, invece ha preferito sparare. Cosa sta? E con una gamba Benussi ha parato. Cosa stai facendo? Sto aggiornando i risultati, no? Perché qua è cambiato tutto. Purtroppo per il Tamai non va benissimo, perché ha subito un altro gol dall'Arzichiampo. Va benissimo per la Sacilese, ma prima di dirti la Sacilese ti dico che in eccellenza, devo ancora iniziare a fare il giro, però ISM Gradisca Chions 1-0 e San Vitese Lumignacco 0-1. E adesso linea Pier Antonio Stella. Via Martignacco, che altezza siete? Pier Antonio! Sì, Giovanni. Ho capito, in quello spiazzo lì. Rimane veramente Villaggio del Sole. Comunque, Sacilese che si è portata sul 3-1. Il terzo gol è arrivato in apertura di secondo tempo grazie a un calcio di rigore procurato da Beccaro, servito da Beccia, fallo del numero 10 del Gnago Viviani in copertura, e per l'arbitro non ci sono stati dubbi. Calcio di rigore, dal dischetto si è presentato lo specialista Riccardo Baggio, che ha spiazzato il portiere veronese. E per cui a questo punto siamo al 6° minuto del secondo tempo e la Sacilese allunga 3-1 nei confronti del Legnago. Molto bene, molto bene. Grazie per Antonio. Se mi ripeti il secondo risultato di eccellenza, Gemma, che non sono riuscito a segnarlo. Sì, quindi, allora San Vitese Lumignacco 0-1. Ah, ecco, quindi la San Vitese è sotto in casa, ma la San Vitese è già salva senza neanche
il pericolo dei play-out. Torniamo con Basanti, quindi tutta questa cosa non c'entra niente col fatto che tu sei qua, però quando ho letto appunto questa cosa qua, come diceva Stefano, cioè, è stata una cosa molto 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 bella. Ecco, ecco. Aspetta, faccio play. Control canci. Dillo con parole tue. Dopo parleremo ancora con Basanti, soprattutto vedremo delle sue bellissime foto, che sei veramente uno spettacolo. E guarda che gancio. E come si fa a fare una bella foto, Eddie? Questa è un'ottima domanda. Non so, se non lo sai tu, che sì. Ma io la butto molto sulle emozioni. Sì. Io personalmente la mia esperienza è questa. Io nasco come cantautore 12 anni fa e ho sempre cercato di emozionare chi guarda, chi ascolta le cose che faccio, e quindi anche in questo la mia fotografia gioca molto su questo, non tanto sulla bellezza, sul tecnicismo nella fotografia, ma quanto questa foto riesce ad esprimere, ad emozionare chi la guarda, cioè il messaggio che passa. Esatto. È difficile perché sì, c'è il fotografo che deve essere bravo a emozionare, ma ci deve essere anche il soggetto che viene fotografato, no? Tu fai soggetti modelli, almeno da quello che ho visto. È difficile trovare una modella che riesca ad emozionare, sei tu che devi stimolare, arrivano che sanno già cosa fare, come funziona? A volte è molto difficile, infatti si gioca molto anche sul feeling fotografo-modella, insomma bisogna avere comunque una certa predisposizione alla comunicazione, non è facile con tutti. Io faccio anche molto con ragazze che non hanno mai avuto esperienza, ovvio, però ho sempre avuto degli ottimi risultati. Ecco, ed è più facile fotografare una ragazza o un ragazzo? Cioè, trovi i ragazzi più espressivi, più castroni, cioè nel senso come predisposizione, no? Non amo generalizzare. Non c'è una cosa generica, cioè ogni shooting ha una storia a sé. Esatto. Posso interrompervi un secondo solo? Non ce ne frega niente. Atalanta 1, Lazio 0, gol di Biava, va bene. Ma lì nel frattempo cosa è successo a Verona? Niente, parata di Carnesi, un tiro di sempre Nico Lopez, una parata di Carnesi, che è formissima. Che poi Nico Lopez se la faceva allegramente, nel senso che girava insieme a una nostra ex ospite, se ti ricordi. Ciao. Non sono dentro i cose. La Valentina, ricordi anche tu quando c'era la Valentina che ci hai raccontato, che poi lei negava. No, io avevo sentito che negava. Vabbè, ma quando uno nega, scusa, Comunque non è vero, anch'io. Simpaticissimo. Sì, soprattutto una sera. È un piacere conoscerlo. Sì, no, per amor di Dio. Bello GP scoprire che parlando con te ti dico una cosa della quale discutiamo 2 minuti prima, mi dici ma sai che sono vecchio, rincoglionito, non mi ricordo le cose. I nomi delle ragazze te li ricordi sempre tutti. Che cosa strana. Comunque non volevo intervenire su questo. È arrivato da parte di Navarro un saluto a Eddie Fabris e a Eddie Ashtarcutti. Ciao Max. Poi sono arrivati dei messaggi, volevo salutare un po' di nostri telespettatori. Allora Mauro dice, era la persona che chiedeva se Eleonora era fidanzata, dice bene, allora visto che oggi è dispari, stasera passo a prenderla con il furgone. Ma se al Morosetto niente da fare. Perché Mauro non è una persona seria. Bravo Mauro. No, Mauro sbagli tutto. Passa a prenderla perché poi deve andare a prendere il cibo per i gatti e quindi deve serve il furgone anche per quello. Non mi porto Basanti oggi a prendere come il cibo per i gatti. In macchina con me. Allora, spettacolo oggi. Una cosa, tu vai via con Gemma a prendere il cibo per i gatti e Basanti la porto a casa io molto volentieri. Guarda, mi offro volontario. Prego Gemma. Però ci viene a prendere Mauro. E Mauro va a prendere voi due. Così col furgone sai quante scatolette carichiamo. Esatto. Sì, ma visto che ho 10 gatti e un cane, tu hai quanti? No, solo 2 gatti. Parliamo di zoo, vabbè. Vorrei comunque fare un po' di pubblicità al mio amico Max che ci ha salutato, che è un bravissimo cantante rock di Pasiano di Pordenone, che fa anche dei concerti. Ha un gruppo? Che lo citiamo, sì, con gli American Idols. American Idol, sì, li ho già sentiti anche loro. Ha fatto anche un concerto qui recentemente prestigioso, diciamo un locale non grande ma prestigioso in via Gemona al Caucic, dove si esibiscono delle band jazz, eccetera. Quindi Max mi devi un caffè. Ecco, passo anch'io, ce ne devi 2.
No, con me una birretta. Gemma? Poi, grande GP, ti aspettiamo giovedì sera all'inaugurazione in Viale Grigoletti del nuovo outlet elettrodomestici a fianco al negozio Wind. Sì, proprio preciso. Questo leggerissimo impegno di una serata a Villa Poi tutti all'Adriatico che facciamo un po' di festina, Babu ecco. e tutto lo staff. Ciao Babu, ciao ragazzi, è sempre un piacere. Poi ci scrive un altro amico, dice Lino della Juve, se è possibile. Aspetta, abbiamo un cantante d'eccezione, Stefano, prego. Prego? Lino della Juve, che l'ha scritto Paolo Belli, poi è una bellissima canzone. No, non si può, dai. Non guardare me, GP, io conosco solo... Almeno le parole del ritornello. Simili a degli eroi, amiamo il cuore a strisce. Non è Superman Portaci questo? dove vuoi. Moreno, tu lo segui? Sì, io lo seguo, però mi hanno proibito proprio di cantare Nunzio? per motivi... No, non sono della zona. Ai, siamo messi benissimo oggi. Voi non lo sapete Lino della Juve? Assolutamente no. No, per saperlo lo sappiamo. No, parlavo con i musicisti, no, hai capito? sì. No, parlavo... Almeno avevamo delle figure proposte al campo. Allora io direi facciamo la pubblicità subito, perché dopo ci facciamo un 3/4 d'ora via belli tutti difilati fino alla fine, vediamo tutti i risultati della Serie D, cosa sta succedendo in questi istanti che ci scolleghiamo. Mi raccomando, di questa emozionante giornata di Serie A non ce ne può fregare di meno, stiamo guardando Verona Udinese, le altre partite. Neanche di te me ne può fregare di meno. Bene. Comunque sono sempre qui con te, cioè capisci? Sì, Devi fingere un pochino. No, ma dai, ma guarda, a qualcuno qua frega qualcosa della Serie A oggi? Edith, tu che sei lui. Ai nostri ascoltatori. Perché ci devo scrivere? Ecco perché, hai capito? Perché, vedi? allora lì c'è la noia mortale, no? A parte un paio di azioni in 13 minuti. In Serie A è tutto fermo, solamente sulla... No, la Fiorentina vince 2-0 e ricordiamo l'Atalanta vince 1-0. Era... Sì, ma sono, voglio dire, siamo in Serie A, al 15° dei secondi tempi, ci dovrebbero essere tanti più gol. Sì, ma ormai è tutto già definito, manca l'interesse, lo stimolo in generale. Certo. Lo stimolo arriverà solo a 2 o 3 squadre, ma per il resto è calma piatta. Gemma? C'è un messaggio che dice zona Champions? Chi? Era sempre, non lo so, non si firma questo amico, è di quello che ha chiesto zona Lino Champions chi? Cioè la della Lazio, Juve, la che Roma? ha chiesto Lino della Juve, poi ecco firmatevi perché almeno vi chiamiamo per nome, perché sennò non capiamo più niente, non è che siete uno, ecco. Esce Perica entra di Natale, so che non te ne può fregare di meno. Perizza. Porca miseria. Cioè tu sei dell'Udinese Academy e non sai il nome del giocatore dell'Udinese, ma no ve la matti. No, ma io non so neanche il tuo di nome, per cui cosa pretendi? Cosa vuoi da me? Gemma, siamo partiti con Maccherone noi, che te lo ricordo, quindi meglio non poteva andare. Ma questa l'hai presa su tu quest'anno? No. Chi l'ha presa? Enrico, sei stato tu a prenderla su quest'anno? Ha detto di sì. No, in realtà non è stato io, so che è stato Maurizio. È stato Maurizio, maledetto. Infatti si sta nascondendo dietro la telecamera Maurizio. Dai che ci vogliamo bene sì, va bene. A modo nostro. Come cane gatto. Allora, ci dicono vediamo che chi disprezza compra, GP, ma non hai abbastanza soldi per l'Eleonora, Addirittura. Non sapevo che facesse anche quello, ti porto il tariffario dopo, Ma dai, smettila. Ci vediamo tra poco, grazie. L'altra serata, lo show dell'anno. Giovedì 7 maggio, ristorante Adriatico. Un poker di grandissime interpreti. Irene Guglielmi, Mirna, Veronica Di Lillo, Serena Rizzetto. Sfilate di moda con le nuove collezioni Intimo e Moda Mare. La danza, il cabaret. Giovedì 7 maggio, ore 21. Ristorante Adriatico, Villotta di Chions. E su TPN Telepordenone, la domenica sera, ore 21:15. Al Garage Venezia Automobili Pordenone trovate uno stock di Fiat Punto Evo Multijet, anni 2010, 2011 e 2012. Per le prime 25 vetture, incentivo da 4.000 a 5.400 euro. Passa a trovarci, siamo sempre aperti. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Scopri la convenienza ed i vantaggi di Wind. Scegli l'offerta telefonica su misura per le tue esigenze. Abbonamenti, ricaricabili, ADSL e telefonia fissa e tantissimi smartphone. Wind Infostrada, smartphone, tablet, accessori, anche assistenza e riparazione, smartphone e tablet. In Viale Grigoletti 31 a Pordenone.
I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Un tuffo nei mitici anni 50, 2 giorni di grande festa. Azzano Vintage. Il 10° gruppo vi invita il 13 e 14 giugno ad Azzano X. Azzano Vintage, il Vintage Market, l'esposizione di auto e moto d'epoca americane, con giro turistico, i balli anni 50, le acconciature e tanto altro. E poi DJ set, esibizioni di ballo e di grandi ospiti internazionali, gli stands enogastronomici, 13 e 14 giugno, Azzano Vintage, ad Azzano X. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da €6. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. Uno spazio creato per darti una nuova forma, un nuovo look, tante idee innovative per la tua testa. Duo Professional, il salone dove adesso puoi creare la tua nuova immagine, il tuo nuovo stile. Duo Professional, l'avanguardia per i tuoi capelli, lo stile classico, i nuovi tagli, le nuove tendenze. Duo Professional, Marzia Cesco ti aspetta per il tuo nuovo look. E nell'intervallo, visto che Gipi non c'è ancora, io ne approfitto per parlarvi della Serie A, perché a Verona hanno espulso Sala del Verona. Ma soprattutto, Edi? È andata in vantaggio l'Udinese con Di Natale di tacco, raccogliendo un cross rasoterra, l'ha messa dentro alla sua maniera con un colpo di tacco. L'Udinese sta vincendo 1-0 al 20°. Bene, quindi bene. Cambia la situazione anche Firenze, Fiorentina 3, Cesena 1, Vabbè. se ti può interessare. Ma io nella presentazione della partita avevo detto che per la Fiorentina era una passeggiata, infatti tale si è rivelata, anche perché quando mancano 4 partite alla fine del campionato, il Cesena ha 8 punti di distacco dall'Atalanta, no? Come dicevamo, sì, o succede un terremoto o qualcosa, no? Per cui l'Atalanta comincia a perdere uno dietro l'altro, se no... Mi spiace un po' per Edi Reia, che è un amico friulano, ma non sta diciamo rendendo... Beh, ma comunque salva l'Atalanta, anche oggi sta vincendo l'Atalanta, poi sta vincendo con la Lazio, poi vediamo l'Atalanta è quart'ultimo, ormai è salva comunque. Sì, ricordiamo che l'Atalanta gioca senza Dennis, che è un giocatore di squalifica. Anche lì è discutibile il discorso, perché 5 giornate di squalifica a lui perché ha reagito, ma a chi lo ha provocato minacciando di morte la famiglia ha dato solo una giornata, quindi anche lì dovevano valutare
un po' la situazione, essere più pesanti anche col giocatore dell'Empoli. Certo, in Serie D ci sono un sacco di variazioni, adesso ve le do tutte in diretta, siamo giunti al 20° del secondo tempo e allora vediamo la Serie D, Alto Vicentino Clodiense 1-0, Crassole Peng Draw 2-0, Montebelluna Giorgione 1-3, Mori Santo Stefano Mezzo Corona 3-0, Sacilese Legnago 3-1, Tamai Arzichiampo 1-2, Triestina Fontana Fredda 0-1, Union Pro Belluno 0-1 e la Fenadora Bianco Scudati Padova 0-1. Per quanto riguarda l'eccellenza, due risultati clamorosi, il Ciarlis Muzzane sta perdendo in casa col Torre per 1-0 e il Cordenon sta vincendo sul Monfalcone, l'UFM Monfalcone per 1-0. Ricordiamo però che per quanto riguarda sia UFM Monfalcone è matematicamente promosso in Serie D e il Ciarlis Muzzane è matematicamente ai play-off dell'eccellenza, quindi si potrebbe... Nel caso che il Ciarlis Muzzane vinca lo spareggio per i playoff, potrebbe venire anche il Ciarlis Muzzane in Serie D. Quindi finalmente una squadra della provincia di Udine in Serie D, cosa che non succede oramai da anni e nonni, Edi, no? Sì, la Serie D è più che altro un privilegio della provincia di Pordenone, no? Sì. Tranne la Triestina e il Cras quest'anno, ma... Privilegio per quanto riguarda, secondo me, i mezzi economici a disposizione, perché la Serie D, pur non essendo un campionato di grandissimo richiamo, è un campionato molto dispendioso. Quindi molte società qui in provincia di Udine hanno affrontato questo campionato per lo spazio di un anno o due, ma poi economicamente non sono riusciti a sostenerlo. A no? reggere, sì, e quindi economico. Questo è il privilegio, tra virgolette, di avere ancora delle possibilità economiche che qui in provincia di Udine sono venute un po' meno. Ecco. Infatti ricordiamo che il Ciarlis Muzzane è del presidente Zanutta, che è uno dei più grossi imprenditori non solamente della provincia di Udine ma del Triveneto, quindi voglio dire c'è un motivo. È sostenuta economicamente, ha delle spalle coperte. Nel frattempo l'Udinese sta giocando adesso bene, perché ovviamente fa il gioco che predilige, quello sia in contropiede, no Edi? No, ma per tutta la partita, diciamo, penso che il possesso palla abbia premiato l'Udinese, adesso non ho visto le cifre, però l'Udinese senz'altro ha giocato una partita abbastanza buona, pur senza grosse emozioni dalle due parti. E la mossa di Stramaccioni di far entrare Di Natale è stata vincente, azzeccata questa volta. Appena entrato Totò ha segnato. L'ha messo dentro. Perché poi Luca, che è espertissimo di calcio, vero? Troppo, anche tu, no? No, come si fa il fotomodello, il modello? Cioè, si parlava prima con Edi, no? Edi, non Edi Fabris, ma Edi, il fotografo. Come hai cominciato? Come ti è venuta questa idea? Ti hanno chiesto dei fotografi di fare delle foto? Cioè, come è cominciata la tua esperienza di modello? La mia esperienza comunque è iniziata dal fatto che ho una personalità... Guarda di telecamera e non guardare me. Ho una personalità un po' diversa, anche perché non rispetto i soliti canoni estetici rispetto a, non so, gli altri ragazzi della mia età, e dato che mi differenzio, non so, nel mio stile, comunque ho, diciamo, attirato un po' l'attenzione dei fotografi e in base a questo comunque ho anche avuto dei rapporti di amicizia con vari fotografi, tra cui Edi. Sì. E questo, sì, diciamo, mi ha permesso, sì, di fare vari shooting e anche di avere degli ottimi risultati come prodotto finito a livello fotografico, perché quando si sta bene con un fotografo, quando si riesce a relazionare bene e si riesce a trovare una certa intesa, comunque il lavoro riesce sicuramente molto meglio. Bene, Gemma, dopo torniamo. Sì, allora è successo di tutto in eccellenza. Sì. Però partiamo dalla Serie D, perché il Legnago ha segnato un gol, quindi Sacilese Legnago 3-2. Crass Draw 2-1, mi sembra che questo non te l'avessi detto, no. Giusto? E poi andiamo in eccellenza, dove ti avviso, Eleonora, ho già sentito il mio fidanzato, perché adesso il suo telefono è esploso, mi ha chiamato con un altro numero per rassicurarmi che sta bene. No, parlo di... Scusate, fermi tutti, cos'è successo? È un palo clamoroso di Terò che dal limite dell'area ha colpito proprio la base del palo. Mamma mia, e poi è uscita. Il pallone che gira. No. Gemma, non è che il suo telefono non va più, è che l'ha cambiato e quindi adesso ce l'abbiamo in pochi intimi il nuovo numero. Ma mi ha chiamato lui però, per dirmi non ti preoccupare, sto bene. Ricordo che chiama sul numero della televisione, non sul tuo. Cioè.
Cosa vuol dire? Sa che la domenica lo chiamo, cioè si è preoccupato per me. Adesso non dovete sminuire così queste cose. Allora, andiamo a parlare dei risultati dell'eccellenza. Charlize Muzzane 1-2. 1-2. Cordenos Monfalcone 1-0, e non Sì. ci posso credere. ISM Gradisca Chions 1-0, te l'avevo già detto. Oltre Gemonese 0-0. San Vitese Lumignacco 1-1. Pareggio quindi da San Vitese. Vesna Tricesimo 0-1 e Zaule Virtus Corno 1-0. Perfetto, allora questo è il riepilogo del primo tempo dell'eccellenza quando sono passati più o meno 25-26 minuti. Cosa facciamo? Scusa, parlando con Luca, stavi parlando con Luca. Con E stavo guardando che ha avuto una crisi isterica degna di... No, non crisi isterica, No, ma però- non ha accettato di buon grado la sostituzione. Ah, sì? Ha E buttato questo- la bottiglia d'acqua per Sì, terra. da un lato lascia intendere che vogliono giocare, quindi c'è una certa riva. Dall'altra testimonia una volta di più che i giocatori non accettano di buon grado le decisioni dell'allenatore, e sempre più spesso sui campi si vedono queste scene di Sì. sostituzioni che non vengono accettate. Questo non è un buon messaggio, soprattutto ai giovani che giocano e che quindi imitano poi anche nelle squadre giovanili questi Certo. atteggiamenti. Ecco. Ecco che poi Luca mi diceva Edi che tu hai un seguito mostruoso sui social, cioè mi diceva Luca pubblica una foto e c'ha immediatamente follie di visualizzazioni. Cioè, comunque questo non dipende da me. Sì, d'accordo, però vuol dire che buchi lo schermo in questo caso perché siamo in televisione, no? Diciamo di sì. Quindi hai avuto, sono soddisfazioni, voglio dire. Comunque sempre di piacere, in un certo senso fa piacere. Sì. Cioè, anche se è un gioco di parole. E tu invece? Le tue foto, io vedevo questi 1000-1500 mi piace su ogni tua foto. Chissà come mai, no Stefano? Perché devi sapere che prima Stefano, eravamo fuori onda, quando c'era la pubblicità, e mi fa, cazzo Giovanni, ma domani andare fino a Udine a fare colazione è un po' lunga, Scusa, domani non si può dire a quest'ora. Ah, scusami, sì, è vero, scusateci, vero? Ma ti passo a prendere io. Disgraziato. Non preoccupare, ti passo a prendere io. E allora, vediamo qualche foto anche della nostra splendida... Ecco, qua casualmente sei con Pinzi. Sì, Ecco, dove eravate qua da te? Nella mia gelateria. Sono venute a trovarti, Pinzi e Domizio. e Domizzi, i due ragazzini dell'Udinese, no? 36 e Amici 37. per la pelle. 36, vediamo quella dopo di Domizzi con Avevano Domizzi. appena finito allenamento e sono fermati nella Domanda, gelateria. qua avevi i tacchi con Domizzi? No. Ah, eri senza tacchi qua. No, ma io sono bassa. No, ma per secondo me Domizzi è un La granatiere. moglie di Domizzi ha più o meno la sua stazza, la sua altezza, non la stazza c'è la Domizzi. E qua cominciamo con le foto bellissime. Chi ti ha fatto questa foto? Allora, questa foto me l'ha fatta Elido Gigi Turco. Sì, che è molto bella. Sì, fa parte di un progetto appunto di foto dove le ragazze appunto sono immerse nell'acqua e cosparse di fiori. Di fiori. Ogni ragazza in base alla propria personalità diciamo ha un suo fiore. Ho capito. E che fiori sono quelli Begonie. lì? Le begonie. E tu qui, Gigi, hai visto questa e pensato fosse brasiliana, perché sappiamo che le brasiliane hanno un lato B perfetto e a vedere da questa foto direi che adesso ho capito perché pensare che fosse brasiliana. Ti giustifico, per la prima volta e unica penso nella mia vita, sei giustificato. No, adesso io vorrei, se gli amici a casa ci mandano degli sms, degli WhatsApp, se facciamo primo piano, no? Perché effettivamente, guardatela, anche gli amici in studio, non ha la sembianza della brasiliana? No, può richiamare. No, Luca? Venezuelana. No. Venezuelana, tu dici? No, secondo me è più indiana. Più indiana? Sì. Nunzio? Sì. Anna? Cioè sono un cretino, insomma, questo volete dire. Ma se la guardi bene è indiano. Il lato B ce l'ha da brasiliana. Ma perché tu pensi che... Ascolta, Hai guardato un po' tutte le foto, hai visto questa e hai pensato è brasiliana. No, a parte questa è molto bella, ma ti dirò quale mi piace di più, perché hai anche altre bellissime foto. Andiamo avanti, questa è molto bella. Sì. Questa è bellissima. E questo qua cos'è? Un selfie questo? Sì, questo è un mio selfie. Ecco, a me piacciono le foto, infatti quelle che ti ho detto che ti prendevo dal profilo, molto belle. Questo è sempre il progetto di cui parlavi prima. Ecco, questo invece è Cesare Bellafonte, si chiama? No, è sempre Gigi. È sempre Gigi. Sì. Qua sei in discoteca. Sì. Quindi se fermi, no, torna indietro, ecco.
Quindi tu, anche con... Come ti hanno fatto questa foto? Col telefonino o con... No, me l'ha fatta Christian Bardus. Ecco, quindi anche in discoteca vieni benissimo, che vuol dire che sei strafotogenica, no? Perché in discoteca non sei... Beh, ma è lì. E questo invece è Cesare Bellafonte, eccolo qua. Sì. Ti ha fatto un bellissimo servizio. Qua torniamo all'altro fotografo. Sì. Ho fatto un po' di miscuglio. Ecco, vedi, questa foto per me, Gemma, visto che io vado al lato B, e questa è una delle foto più belle che ho trovato, secondo me, fatte a lei. Bellissima l'immagine riflessa nello specchio. E andiamo avanti, vediamo tutte le foto, anche questa è splendida. Questo è Cesare, no? Sì. Questa è la primissima volta che posavo, poi. Cioè io non... Ah, questa è la prima volta, meno male, che questa è la prima volta che posi, non è male. Cosa dici tu, Edi fotografo? Come modella, adesso che stai vedendo queste foto. Ecco, questa invece è una foto... Un selfie, cioè questa viene bene anche nei selfie. Cosa dici tu? Sembra sappia il suo, insomma. Ecco, si sa fare le foto anche da sola, anche questa immagino che sia un selfie. Sono tutta una serie di selfie queste. Lo so, per quello le ho messe. Questa è un'altra foto dello shooting con Cesare, credo, perché lo stile è quello. E poi vediamo, non so se siano finite. Sono finite, ecco. Ti diverte fare la modella? Sì. Ti piace? Sì, io lo faccio per divertimento. Sì, certo, sì. Ma non so, è il fotografo che ti dice cosa fare o arrivi tu lì e ti metti a... No, allora, la primissima volta con Cesare non avevo mai posato, ovviamente mi diceva lui, guarda, stai un po' più tranquilla, cioè no, neanche più tranquilla perché comunque c'era sintonia, però magari assumi un'espressione più delicata, sì, la mano un po' più posata, perché giustamente non avendo mai posato non sapevo neanche come, però certe foto le ha fatte proprio d'impatto, così, senza che io me ne accorgessi, sono anche le più belle. Sì, perché prendono Edi forse l'espressione naturale, no? Sì, senza infatti, essere in posa, no? Infatti. Sì. Fermi tutti, Gemma. È arrivato questo messaggio che dice: bacioni a Basi dal fan club Basi. C'è anche il fan club. Aspetta, allora sei bellissima, seguiteci su Facebook con la faccina che si sbaccano dalle risate, Andrea e Pippo, e poi un grosso cuore. Chi sono Andrea e Pippo? Sono i miei cuginetti. Ah, i cuginetti, ho capito. Sono i due fidanzati. Non abbiamo fatto la domanda fatidica, Eleonora. Dopo 2 ore di diretta non vedi che si sta rincoglionendo. No, innamorato Eleonora, guarda. La lasciamo col punto di domanda. No, devo fare. Sei fidanzata? No. Attenzione, scatta l'eliminacode. Allora, attenzione, questa splendida ragazza non è fidanzata. Se volete candidarvi, 348 294 7672. Aspetta, Basi, se sei d'accordo, facciamo una prima scrematura, ok? Caratteristiche di carattere fisiche, perché sennò fascia d'età, così escludiamo Giovanni subito ruolo nella squadra, portiere, attaccante. Normalmente calciatori, mi dispiace. Penso che sia la prima, che non vuole calciatori tra le sì, vicino. Esattamente, basta. A te basta? No, a lei, voi basta? C'è già una cosa. No, lei è fedele a vita, quindi Pinzi e Domizi tutta la vita, lei, perché vanno in gelateria da lei. No, allora raccontaci il tuo uomo ideale, che facciamo 2 risate. Sì, che ci interessa molto. Va bene, se volete ve lo racconto. Allora, partiamo dalla fascia d'età. Dai, sì. Dai. Allora, tra i 25 e i 30 anni. Benissimo. Ricordiamo che tu hai 20? Io ne ho 22. 22 anni? Ho 22 anni. Siamo sicuri? Carta d'identità? Sì, ho 22 anni. Stefano, le dai 22 anni? Io no. Veramente? Lo so, nessuno me li dà. Ah, ecco. Allora, 25 e 30 intanto per partire. Poi? Caratteristiche... Psicosomatiche, vabbè, dai. Allora, altezza? Sopra l'1,80. Sopra l'1,80? Sì, sopra, scusa. Quindi... Corporatura? Sì. Ma perché per l'età eri ancora dentro? Non parlavo di me così, dicevo che non sono tantissimi sopra l'1,80, la media dell'italiano medio è 1,74. Vai a leggerti, vai a cercare qua. Sì, no, non dico, sono io che li trovo alti, allora evidentemente. Vabbè, cosa vuoi che ti dica? Fai la media con i sardi, scusa, c'è anche tu. Vabbè, ma siamo in Italia? Siamo in Italia qua dove siamo? Non so, non interessava che continuava. Continua. Moro. Poi? Però anche biondo, va bene anche biondo. Moro biondo, occhi azzurri, blu, neri. Anche i capelli. No, in realtà le caratteristiche più importanti sono quelle caratteriali per me. Dai, adesso di la solita minchiata che ti faccia ridere. Tutte le donne si dicono quello.
che mi faccia ridere, poi che mi faccia sentire sicura e soprattutto l'IBAN per controllare il conto in banca. No, non guardo l'IBAN. Tu non guardi le ciglia lunghe, le ciglia lunghe. No, l'IBAN non serve, solito tutte le ragazze tirano fuori le ciglia perché lunghe. cosa li fa lei inversamento? Le serve l'estratto conto, basta. No. L'IBAN va in La banca. login e la password dell'home banking. Esatto, non banking, esatto. Scusa, non vedi che non sono esperta in queste robe? Per forza, sei fidanzata tu, oramai sei fuori Quindi fuori mercato. si è sei. dimostrato che io non l'ho scelto in base al conto corrente, vedi? Non lo so, perché non conosco il tuo fidanzato, che saluto naturalmente. Ciao Paolo. Sta guardando l'Inter tanto. Cosa Che l'Inter cosa sta facendo a proposito? 0-0. Un emozionante 0-0. Col Chievo. Beh, è già buono che non perda col Chievo. Quindi riassumendo, Gemma, stanno arrivando messaggi per... No, perché ha detto 1,80. Ormai li ha esclusi tutti, voglio dire. Sì, esatto. Carnezzi nel frattempo ha fatto un bellissimo intervento a Verona. No, non li ha esclusi tutti perché ha detto che può essere moro o biondo, quindi più o meno... con i capelli. Ecco, beh, se è moro e biondo è difficile che sia calvo, cosa dici tu? No. Ma i ragazzi... Con lo Satusso, dai. Come? Con lo Satusso, dai, moro e biondo. Conosci a tu, bravissimo. No, ti prego. No, ma ci sono anche quelli adesso. Sì, non so se l'ha detto prima, il nostro bel modello Luca, lui è appassionato anche di tagli così, no? Di cose che riguardano il parrucchiere. Ecco, pensa a un taglio per GP. Ma bisogna avere i capelli per tagliarli bene, appunto, questo è il problema, no? Vabbè, se te ne dici da solo, allora. Vabbè, ma chiaro che mi mi dico da toglie solo. anche il Io gusto sono di uno poterti dei pochi insultare. autoironico, se non l'unico. Quindi si è fregata sopra un 80 secondo me. No, perché? Ce ne sono di uomini alti. Veramente? Cioè, assolutamente non mi sono fregata. No? No, se a me piace sopra un 80. È risoluta. E poi ha fatto una bella scrematura. Sì, appunto dico. Quindi? Ha detto anche intelligente? No, Non ho ancora detto non le ha detto intelligente. non ho detto le Allora, però lo vorrà dire. No, le ha dette Non ha Jimmy, bisogno- le caratteristiche. ho detto io che la faccio. Non ha bisogno di dirlo. Allora, dai, Esprime già. caratterialmente come deve essere, dai. Io ho detto la Allora, mia. Perché tanto Onesto, affidabile, che mi rispetti. Scusa. cambia sesso, mi sa. No, cambia sesso non è... Sì, onesto, allora, affidabile. è utopia questa. Adesso Appunto ho detto queste- cambia sesso. Ma no, ma le trovi neanche in una donna queste caratteristiche qui. Non le trovi proprio. Che te le stai dicendo da sola Ma adesso, sei no, tu che te le dici, non io, voglio dire, sì. Mi piace, è proprio la ragione di Mazzarella, uomini e donne è diventato questo, non è più l'altra domenica. Sinceramente, se non fosse per l'altezza avrei proposto al Vise. Sì, anch'io. Esatto, perché Alvise è che lei ha detto moro o biondo, lui è grigio, questo è il problema. Ha detto tra i 25 e i 30 anni, quanti anni ha Alvise? Alvise tra i 25 e i 30 non l'abbiamo ancora appurato, però la faccia deve essere quella. Dobbiamo ancora vedere la carta di età di Alvise. Ma il giubbottino jeans fa molto... Non è jeans, è di pelle, jeans, mamma mia. Senti, a forza di star con te, sì, sei contagioso. chiudiamo prima la trasmissione, se Miro è già arrivato, perché Eleonora oramai non capisce più cosa sta dicendo. A che livello è la bottiglia lì di grappina? No, sono tutte chiuse, questo è il... No, sto aspettando domenica prossima. Secondo me lei, non so dove, sai come negli Stati Uniti usano, che hanno la bottiglietta Sì. di whisky in tasca, ogni Sì. tanto io non mi accorgo. e butta- perché lei in effetti quando c'è la pubblicità lei se ne sta laggiù, poi voi uscite tutti fuori e lei tranquillamente. ecco. Gemma, ti saluto Fabio stasera. Benissimo. Ecco, salutiamo naturalmente la fidanzata di Fabio, che è un campagnolo, che sarà contentissima. Allora, io direi che se no mancano 20 minuti alla fine della trasmissione, quindi ci sta una bella canzone. Cosa dite voi? Che deve riguardare un uomo, ripetiamo, sopra un 80, biondo, moro, indifferente, onesto, affidabile, cos'era l'altra? Che mi rispetti. Beh, vabbè, che ti rispetti sì, onesto, affidabile è già difficilissimo. Ma io non do per scontato il rispetto No. comunque. Ah no? Neanche quello? No. Magari dai più per scontato l'onestà. Non Nemmeno, tanto no. neanche quella, no? Non do nulla per scontato. Non dai nulla per scontato, benissimo. Quindi, signore e signori, Titanium di Sia. bellissima, prego. Bella. But I can hear the word you say. Talking loud, don't say much. Now
words of voice. Stick and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. Bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shot me down, but I won't fall. I'm here to tell you. You shot me down, but I won't fall. I'm here to tell you. I'm here to tell you. I'm here to tell you. Veramente bravi. Questa qua nasce come canzone dance, che l'avevamo già fatta anche in questa, però veramente bravi perché è difficilissima. Allora in Serie D succede qualcosa, andiamo a ricapitolare i risultati quando mancano più o meno 2 minuti barra 3 più i recuperi su tutti i campi. Alto Vicentino Clodiense 1-0, Crassere Peng draw 2-2, quindi il draw, bruttissima notizia per gli amici di Monrupino, ha pareggiato. Il Giorgione fa il quarto a Montebelluna, quindi Montebelluna 1, Giorgione 4. Anche il Mori Santo Stefano fa il quarto col mezzo corona, Mori Santo Stefano 4, mezzo corona 2, Sassilese Legnago ancora 3-2, Tamai Arzichiampo 1-2, Triestina Fontana Fredda 0-1, Union Pro Belluno 0-1 e la Fenadora Bianco Scudati Padova 1-1. Per quanto riguarda l'eccellenza invece si stanno per concludere i primi tempi, Tolmezzo Manzanese 0-0 giocata ieri, Charlis Muzzane Torre 1-0, Cordenos No, Monfalcone 1-2. 1-2, scusatemi. Charlis Muzzane Torre 1-2, Cordenon su UFM Monfalcone 1-0, ISM Gradisca Chion su 1-0. 1-1 appena arrivato. Come? 1-1 appena arrivato la modifica. Quindi Chions ha pareggiato a Gradisca di Sonzo, oltre Gemonese 0-0, San Vitese Lumignaco 1-1, Vesna Tricesimo 0-1 e Zaule Virtus Corno 1-0. Lazio ha pareggiato. La Lazio ha pareggiato. Atalanta 1, Lazio 1. Ah, ecco, quindi diciamo che sono pari punti adesso in classifica Roma e Lazio, vero Edi? Serie A? Mi sembra che siamo andati a pari punti. Sì, perché la Lazio ha vinto oggi, quindi... Ecco, dietro la Juventus. Prego. Altra variazione in eccellenza per l'ISM che ha segnato un altro gol, quindi sono 2-1. E quindi il pareggio è subito di nuovo in vantaggio di ISM Gradisca, quindi ISM Gradisca 2, Chions 1. Dunque, parlavamo prima, adesso non credo che sia il caso di disturbare Maurizio Mazzon perché sta finendo la partita, ma parlavamo prima di un importantissimo torneo giovanile che comincerà il 15 di maggio, correggimi se sbaglio, sì, a Fontana Fredda, per quello è qua il nostro amico Stefano Starnoni. Se mandiamo una parte del video, torneo giovanile internazionale mi sembra, sì. Raccontaci che cosa succede a partire appunto dal 15 di maggio. È un torneo dedicato ai giovani, ci saranno i pulcini, ci saranno gli esordienti giovanissimi di una serie di squadre di tutto il territorio friulano e anche non. È un torneo che nella storia sta dimostrando un prestigio e un'attrattiva anche dal punto di vista dello spettacolo, ma anche delle organizzazioni che si muovono intorno a questo torneo, perché si muovono tanti osservatori del calcio che conta. È un torneo che poi alla fine, nella fattispecie dei giovanissimi, con i due contendenti si giocheranno la finale per accedere al trofeo Fagotto, che comporterà lo scontro con squadre come Juventus, Udinese e quant'altro. Quindi di richiamo assoluto di prestigio, perché ripeto è un torneo che nella nostra regione è molto importante. E poi c'è come testimone questo signore che casualmente ha segnato anche oggi, no? Tale Totò di Natale, che proprio per via della partnership che c'è tra Udinese Calcio e Fontana Fredda Calcio come Udinese Academy, e questo non poteva essere che l'espressione massima di questo rapporto che sta funzionando molto bene. Fontana Fredda, i giovanissimi erano a Imola questo weekend. Bravissima. A giocare l'Udinese Academy, esatto. Centro Scappa Centro-Nord. Con ottima... Almeno questa la sai, visto che ci lavoro. Visto che l'ho organizzata io, sì, lo so. Ecco, non sai il cognome di Perizza, però almeno queste le sai, dai. Visto che c'è stata molta organizzazione, lavoro. Ecco. Quindi sì, questo lo so.
Quindi è anche, credo, molto, molto bello, anche se impegnativo, immagino Stefano, dare una mano in queste organizzazioni, perché si tratta appunto dei settori giovanili, dove il calcio è visto come un gioco e non come interessi e quant'altro, no? Guarda, io te la voglio far breve perché non voglio rubare il palcoscenico a chi è qua con me, però io ho 42 anni, sono un giovane imprenditore che mi sono affacciato adesso. A me personalmente, quando ero piccolo, il calcio mi ha dato tanto, veramente tanto, e mi sento in dovere di restituire ai giovani, perché lo sport in questo momento è una delle scuole più importanti di vita che ancora rimangono, e per questi giovani che hanno la possibilità di frequentare, infatti specie il calcio, ma ci sono altre realtà interessanti, non c'è miglior luogo dove possono crescere sani fuori da determinati contesti in una società che ha dimenticato per esempio che cos'è un oratorio, perché io... Assolutamente, è vero. E quindi rimangono queste realtà, e io sullo sport ho deciso di investire, e sui giovani intendo continuare finché la possibilità le ho. Certo, ma questo è giusto, anche perché invito tutti a poterlo fare. A parte il discorso economico, ti porta via anche un sacco di tempo, tra parentesi, certo. No? Tempo che però investi bene, perché è una passione. Perché Michela poi a Pordenone il settore giovanile va fortissimo. Oddio, ieri la Peretti ha perso. Vabbè, ma voglio dire, tutte le squadre del Pordenone stanno viaggiando forte, vero? È appunto un peccato retrocedere anche per loro, perché comunque hanno più visibilità essendo in Lega Pro. Abbiamo 2 ragazzi in nazionale, Perfetto e Panzeri, quindi... Che però so che tanti giocatori della Beretti non sono del Pordenone, ad esempio il più forte attaccante è del Monfalcone, infatti il prossimo anno torna a casa, mi dicevano gli amici del 2FM. Questo non, ecco. No, tanti giocatori che al Pordenone sono in prestito proprio perché arrivano dai settori giovanili delle altre. Però questo fa testimonia del fatto che Mauro Lovisa... Ma semplicemente perché non ci sono squadre in Lega Pro in Friuli. Certo. Quindi... No, ma dicevo, Mauro Lovisa non investe solamente sulla Lega Pro, ma ha investito un sacco di soldi proprio sul settore giovanile. Come diceva Stefano, si crede nella crescita. Infatti, appunto, anche quest'estate ci saranno dei campus. Si contendono Juventus. Fontana Fredda e Pordenone si contendono la leadership anche sui camp. Ecco questo. Juventus, non vorrei far pubblicità. Ce l'ho nel cuore. Ce l'hai qua proprio. Ce l'ho nel cuore. Nel frattempo a Montebelluna, proprio un disastro, ragazzi. 5 del Giorgione. Voglio vedere Giglio come si presenta al bar. Ma penso che sia ancora... Con 5 barrette, Ma non è infortunato? No, è espulso. Era fuori con l'amorosa ieri, da ieri sera. No, squalificato per 3 turni. Cosa ha fatto? Non so. Non lo sai, vabbè. Comunque ne ha presi 5, è l'unico risultato che è cambiato per quanto riguarda la Serie D di questi ultimi minuti. Si sta giocando il recupero Verona in 9. A Verona addirittura in 9, e l'Udinese ha rischiato già di fare il 2, vero? Sì, un paio di parate decisive di Carnesis, 2 o 3 contropiede sprecati dall'Udinese che potevano essere altrimenti concretizzati, e il Verona ha avuto l'espulsione di Marques per un intervento contestato, un'espulsione contestata, ma a mio avviso ci stava perché è entrato col piede a martello sul torace di non mi ricordo quale dell'Udinese, e quindi a mio avviso un'espulsione giusta. Ecco. La partita è finita. Ecco, è finita, ha vinto l'Udinese 1-0 con un gol di tacco di Natale su centro di Wittmer. E come ci dicevi, è la prima volta che l'Udinese vince a Verona in Serie A. La prima vittoria in assoluto in Serie A dell'Udinese a Verona. Mai? Incredibile. Chi aveva messo 2? Io no. Tu avevi messo 2 e tu? Quasi. Allora, Basanti aveva messo 2, Silvia, Edi Turcutti, Luca Vivian, Stefano, Anna e Luca. E chi ha messo X Atalanta Chievo? Basanti ha vinto. Ha vinto Basanti. Inter Chievo. X Basanti, ci ha azzeccato Basanti. Guarda che solo dopo lei. Le bottiglie te le porti giù, non te le porto giù, te le porti giù tu, le bottiglie di Basanti. Facciamo festa. Ecco. Perché tu puoi essere pericoloso. Stai attento a Basanti perché è pericolosa questa. L'Inter 0-0. 0-0. Che poi quando si fanno i fotografi non si fanno solo le foto, perché per promuovere, no, il proprio lavoro, le proprie cose, si fanno anche dei video. In questo caso è un video fatto da un nostro collega di Tele Pordenone insieme a te, il nostro grandissimo amico Big Bamboo, ossia Florian. Non è colpa mia se è Big Bamboo, quello è il suo soprannome. E allora vediamo il video che avete girato. Raccontaci questo video come è stato girato, Edi, oltre ovviamente alle nasce dalla nostra grande amicizia ormai da molti anni. Abbiamo fatto l'università assieme, io e lui, e ci piace molto lavorare assieme. Lui nasce come fotografo,
e adesso fa video e secondo me farà davvero molta strada. Sì, in effetti è molto, molto particolare, nel senso è uno puntiglioso, preciso, è proprio molto molto particolare nel suo lavoro, gli piace proprio andare proprio fin a trovare la perfezione più assoluta delle immagini, no? Qua vediamo appunto Luca, eccolo qua Luca. Com'era a girare, Luca? Perché lo shooting c'è le foto, il video è un'altra cosa, come ti sei trovato? Boh, diciamo che è stata un'esperienza nuova, anche perché pensavo fosse completamente diverso rispetto a fare le pose fotografiche, mentre ho notato che comunque, cioè, mentre nella fotografia si cattura l'attimo, nel video basta catturare semplicemente un susseguirsi di attimi, perché il video è come la fotografia, devi sempre creare un'opera ma che sia un'arte. Certo. A te piacerebbe, Basanti, fare un video? Mi hanno proposto di fare anche dei video. Di che tipo, scusa, adesso parliamone. No, beh. Siamo sempre in fascia protetta. Ma dai, oramai, sono 4:25. No, qualche volta, cioè le 5... Sono le 5 meno 7 minuti. Sono proprio andato. Allora, raccontaci che tipo di video ti ha proposto di fare. Ma in realtà non lo so, mi hanno scritto ti piacerebbe fare tipo video promozionali. Ah, quindi pubblicitari, commercial. Pubblicità, sì, non come il video che abbiamo visto fatto da Edi, quindi c'è una storia di fotografo dietro. No. Video musicali tipo reggaeton, non te ne hai proposti? No, non ancora. Non ancora. Bene, Gemma? Allora, sono arrivati dei messaggi per la nostra Basi. Strano? Ma... Allora, Mauro dice, se vuole rimanere single, te, Basi, è sulla buona strada. Io sono calvo, basso, povero, inaffidabile, antipatico e ho il furgone pieno di scatolette da scaricare. Eleonora? Se sono il suo tipo, almeno mi può dare una mano a scaricare le scatolette? Va bene. Mie di Gemma, tra l'altro. Ah sì, è vero, perché mi ero giunta anch'io. Beh, possiamo caricarci anche le bottiglie di Basi adesso. Certo, Adesso ho vinto i pronostici. Ha vinto lei il 1x2. Ah, scusami, sono distratta perché come negli ultimi X anni ho avuto una crisi di tosse perché non sto bene. Va bene. Poi salutiamo Eddo, che è sempre tanto gentile, Eddo di Brugnera. Dice, volevo solo dirvi che se lo vorrete un altro anno vi farò da inviato io in quel di Tamai. Molto volentieri, se ci saremo, Edo, teniamo in considerazione la tua... Se ci saremo e qua le mani volano verso il basso, non i corni perché non si sa mai. Ecco, poi dice, vorrei dire ai presenti che nel nostro mondo quando si parla di fedeltà, tranne qualche raro caso, è più fedele un cane che un essere umano. Su questo non c'è alcun dubbio. Esatto, pienamente d'accordo, uomo o donna che sia. Eddo ci dice alla prossima. Ciao Eddo, un grosso bacio, però seguici anche domenica prossima che sarà il gran finale. Sarà la gran chiusura domenica prossima, ricordiamolo. Veramente sarà molto molto divertente, immagino, come ogni anno quando chiudiamo il nostro ciclo di trasmissione. Una bruttissima notizia giunge da Tamai, è finita, il Tamai ha perso in casa con l'Arzichiampo e quindi si mette molto male per il Tamai, perché ricordiamo che il Giorgione sta vincendo per 5-1 a Montebelluna, non credo che negli ultimi istanti Montebelluna pareggerà e quindi il Giorgione si avvicina solamente a un punto dal Tamai. Prego Gemma. Invece una buona notizia è che a Trieste è finita. Benissimo! E quindi ha vinto. Benissimo, quindi Fontana Fredda si leva quasi definitivamente dalla lotta per. Com'è? Triestina le procede. La Triestina è Triestina deve andare a giocare ai. Vediamo la classifica, no? Sono curioso, vediamo la classifica della Serie D, perché bisogna sempre vedere i punti di differenza comunque che la Triestina ha sulla quintultima, no? Ecco, allora la Triestina rimane a 31, il Giorgione va a 38, con 7 punti, se la gioca l'ultima partita, perché mi sembra che se c'è una differenza di 8 punti, Stefano. Sai che mi becchi in castagna? Ecco, perché in eccellenza sono 8 punti la salvezza diretta. Cioè la quintultima ha 8 punti, non mi ricordo se in Serie D sono 8 o 10. C'era anche tra il primo e il secondo l'anno scorso che c'erano. Sì, esatto. Quindi il Giorgione va a 38, il Fontana Fredda appunto, il Tamai, scusatemi, avevo sbagliato prima, il Tamai viene raggiunto dal Giorgione, bisogna vedere in questo caso gli scontri diretti che io ovviamente in questo momento come vedete non ho. Fontana Fredda invece va a 41, il Dro ha pareggiato mi sembra, sì, col Cras va a 35, il Cras va a 30 e quindi il Cras secondo me sta rischiando grosso dall'ultima partita di non giocare neanche i play-out, perché andando a 30, il Giorgione a 38 sono 8 punti di differenza. Non mi ricordo, se magari qualcuno da casa lo sa e ci manda un messaggio ci dà una mano, non mi ricordo se sono 8 o 10 punti di distanza tra l'ultima dei play-out e la prima dei play-out. In questo caso Giorgione e Fontana Fredda sono a 38 e il Cras è a 30.
La Triestina 31, quindi deve stare attenta anche la Triestina. Io sto prendendo tempo per darvi i finali della Serie D, prego Gemma. Che non sono ancora arrivati, ma a breve infatti, arriveranno, sì. Però nel frattempo ti dico che è quasi finita a Udine per quanto riguarda la partita di rugby. Non ci colleghiamo con Martina perché siamo coi tempi stretti, però l'Udine sta vincendo 21-0, quindi molto bene. Speriamo. Quindi gli hanno fatto mangiare un sacco di maiale al Brescia. Mi sa di sono sì. belli pesanti i giocatori del Brescia. Altro che È finita anche tutta la Serie A. Ah, quindi Basanti ha vinto! Sì. Quindi Atalanta-Lazio 1-1, Fiorentina-Cesena 3-1, Hellas Verona-Udinese 0-1, Inter-Chievo-Verona 0-0. Stasera Napoli-Milan. Bene, ed il fotografo, i tuoi progetti futuri? Ma continuare a migliorarmi giorno per giorno, poi dove arriverò, insomma, tutto è possibile. Certo. Invece tu Luca? Hai già in progetto shooting, fotografi, sfilate? No, fai sfilate o no? No, sinceramente preferisco. Non ti piace, bello, giustamente, perché... sei più bello lavoro in studio, credo, no? Decisamente. Anche perché qua a livello locale sono cose abbastanza medio-basse, bisognerebbe andare al minimo a Milano, credo, no? Certo. Per seguire certi livelli. E progetti futuri, cose che hai già fissato? Allora, comunque io ho vari progetti, cioè... Sinceramente io non li voglio anticipare perché sennò... Porta sfiga, parliamoci chiaro, esatto, porta sfiga. Sì, però siamo nella fascia oraria protetta, quindi... Ma guarda, oramai di protetto qua non c'è niente. C'era Moreno che voleva fare una bella battuta sull'Udinese Stadium. No, non era una battuta, era una constatazione. Ecco, penso che anche Stefano è interessato a questa constatazione. No, prego. Stavo dicendo che, visto che comunque l'Udinese sta costruendo lo stadio, che non faccia lo stesso errore di progettazione che è stato fatto allo stadio di Torino, che per carità è bellissimo, però ha un grosso difetto. Hanno fatto la bacheca dei trofei troppo piccola, quindi è un augurio per l'Udinese e speriamo che rimedino spesso a Torino, che allarghino la bacheca dei trofei. Che non vediamo più che è finita la No, perché a Udine comunque c'è sempre il problema della bacheca, perché comunque c'è una Mitropa Cup e 2 Coppe Italia del Serie C. Ci sono parecchie coppe anche a livello giovanile. Sì, non ci stanno più. Se vuoi qualche coppa del livello giovanile te le veniamo a portare, perché non sappiamo. No, ma giustamente Moreno parlava della prima squadra, no? Ma io ti parlo delle giovanili, perché largo giovani. Sì, esatto, sì, è giustamente una battuta ironica. Gemma? Allora, per quanto riguarda la Serie D, ancora non è definitiva, però Crash Draw 2-2. Sì, l'avevo già detto, grazie. Scusami, ma non sai che non ti ascolto, tu non parli. Cosa vuoi Mentre l'eccellenza, ti faccio un riepilogo generale perché... Sì, dai tu. Allora, Charlis Muzzane Torre 2-3, Cordenons Monfalcone 1-1, ISM Gradisca Chions 2-1, Oltre Gemonese 0-0, San Vitese Lumignacco 1-1, Vesna Tricesimo 0-1 e Zaule Virtus Corno 1-1. Bene, questi penso siano i primi tempi. Abbiamo una mini song perché devo parlare anche di loro. Anna e Luca, prego. Told me don't you have a come around here, I wanna see your face, you better disappear. The fire's in the eyes and the voice are really clear, so feel it. But you wanna be bad, so beat it, beat it. No one wants to be defeated. Show me how funky strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right, just feel it. Bravissimi! Dicevo che è una bella notizia perché siamo messi d'accordo adesso. Giovedì sera 7, come diceva il Babu, 7 maggio al ristorante Adriatico di Villotto di Chions. C'è l'ennesima serata dell'altra serata che ho l'onore di produrre per Tele Pordenone e abbiamo invitato a cantare, oltre a Veronica Di Lillo, Serena Rizzetti, Rene Guglielmi e Mirna Brancotti, ci saranno anche Anna e Luca con il loro acoustic duo, e quindi io invito tutti a venire a questa serata perché è testimone lui, è molto divertente. Lui è venuto allo Snoopy, vero Stefano? E ci siamo molto divertiti quella sera. Quindi questo è l'appuntamento per giovedì 7 maggio all'Adriatico. Ci saranno anche Anna e Luca, oltre a tutti. Comunque andate su Facebook o guardate la Tele Pordenone Video Regione e capirete di cosa si tratta.
Io vi do quelli che sembrano siano i finali, però punto di domanda. Vi ricordo che a partire dalle 18 sul sito telepordenone.tv tutti definitivi dalla Serie A, dalla prima categoria, dalla Serie A alla terza categoria. Per quanto riguarda dunque la Serie D, Alto Vicentino Clodiense 3-0, Cras Repeng Draw 2-2, Montebelluna Giorgione 1-5, Mori Santo Stefano Mezzo Corona 4-0, Sacilese Legnago 3-2, Tamai Arzichiampo 1-2, Triestina Fontana Fredda 0-1, Union Pro Belluno 0-1 e la Fenadora Bianco Scudati hanno vinto anche questa, avevano pareggiato e sono riusciti a fare gol all'ultima, quindi la Fenadora 1, Bianco Scudati 2. Io direi che Moreno, cosa dire per domenica prossima? Tutti al Bottecchia, incitare il Pordenone, Forza Ramarri. Ecco. Ci sono i biglietti Ma poi è vero che Michela farà lo striptease se si sale al Pordenone? Vorrei smentire pubblicamente questa cosa. No, allora, siccome ci sono le voci di lei fa lo striptease se il Pordenone non si salva. Ah, ecco, allora tutti a gufare allora? No, perché c'era questa voce di imperante? No, era in un'altra trasmissione. Sì, ma fa sempre parte di questo gruppo, volevo ricordare, no? Non abbiamo la Ferilli noi ancora. Ma la Michela secondo me è molto bella. In un'altra trasmissione dei giocatori. Tu vuoi vedere i giocatori? E chi è che ti... l'appoggio, Chi ti ha interpellato a te? Scusa Michela. Non mai, ma io sono come tua suocera praticamente. Porca miseria. E pensa non mi sono sposato per non avere la suocera, me la trovo in trasmissione. Chi è il tuo preferito a livello fisico? Tutti. Benissimo, quindi amici di Pordenone Calcio, Michela, tutti? Ma tutti, tutti. Anche Lovisa, tutti. Certo. Benissimo. Posso ricordare l'appuntamento di sabato 9 al Bottegon a San Vito, ore 16:30, Anna e Luca. Di pomeriggio? Bello. Fino alle 9. Fino alle 9, bellissima questa cosa. Che giorno? Il 9? Sabato? No, sabato 9. Gemma, come sei messa il 9 tu? Ciao. Non so neanche se sono viva tra un paio d'ore, non so neanche se sono viva. E allora io saluto tutti, Stefano Starnoni, Edi Turcutti, Luca, il cognome non me lo ricordo, però insomma Luca Varian? No, Vivian. Non c'è niente, non posso ricordarmi tutto. Allora, scusa, no, fermo. Allora, se lei se lo dimentica, sei vecchia. Ascolta, il suo ruolo è presentare gli ospiti, non il mio, hai capito? Io mi devo ricordare delle altre scuse che sono diverse, perché tu mica mi posso ricordare tutto. Uno non può avere due suocere, ragazzi, una ne ha due suocere senza mai essere stato sposato. No, oggi siccome non siamo separati dall'argomento fidanzato, siamo unite io e Leonora. Anzi, condividiamo anche i furgoncini. Io ringrazio Edi Fabris che ci viene sempre a trovare. Da domani mattina, di mattina, tutti in via Martignacco, crema e cioccolato a trovare Basanti. Berzzaccola. Se volevi il cognome Berzzaccola. Ma chi se ne frega? Allora, le abbiamo dato l'indirizzo dove andare a trovarla, la fascia oraria e tutto. E manca il cellulare, qualcuno mi fa L'ho dato prima e Moreno ha dato anche il numero corretto, scusa, correzione. Ecco, ci saremo anche io e Stefano Starnoni domani mattina, che ora alle 9:30, 10 arriviamo a fare colazione da lei. Grazie a Nunzio, grazie a Moreno Burlina, Silvia Gustapane, la bellissima Michela, tutti a Caffè Nogaredo, quello sì, perché là ci andiamo veramente. E soprattutto tutti al Bottecchia. Ma lì io purtroppo la vedremo da qua perché giocano alle 2:30. Alle 3, quindi noi la seguiremo insieme. Ci sono gli sconti, i biglietti costano 5 euro. Quindi. I biglietti costano 5 euro, naturalmente i biglietti li fate a Caffè Nogaredo, questo è ovvio. Vi penserò da Torino. Vi ci penserà da Torino, salutiamo Alvise, io farei un applauso per Alvise perché è stato molto composto oggi, non ha fatto il birbante come l'altra volta. Deve aver fatto serata ieri. Ha fatto serata ieri, Alvise. Sì, è un po' abbattuto. È un po' abbattuto Nunzio, benissimo, allora grazie a tutti, l'appuntamento è per l'ultima puntata, domenica prossima ovviamente ore 14:30, invece io, Anna e Luca ci troverete insieme alla carrozzone dell'altra serata, giovedì 7 maggio ore 21 al ristorante Adriatico a Villotta di Chios. Buona settimana Eleonora. Buona settimana. Ciao a Miro a Pordenone, ciao Maurizio, ciao Emma, ciao Gemma e ciao Enrico. A domenica prossima, grazie, ciao.